Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi è il 1° giugno, noi il mese l'abbiamo incominciato con un problema tecnico, motivo per cui stiamo cominciando la trasmissione leggermente in ritardo. Saremo in compagnia questa mattina di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 il consigliere regionale di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia, Enrico Bullian. Andiamo subito sulla pagina meteo, la situazione descritta dal sito dell'Osmer. Un fronte atlantico da nord-ovest passerà sulla regione oggi, questa mattina, preceduto da correnti calde, umide e instabili e seguito da aria più fresca e in quota. Un secondo fronte freddo più marcato arriverà sulla regione nella notte tra martedì e mercoledì. Per quanto riguarda la situazione di oggi, lunedì 1° giugno, tempo instabile con rovesci e temporali sparsi la notte e al mattino, con piogge localmente abbondanti e qualche possibile temporale più forte. In giornata ampie schiarite, ma dal pomeriggio sarà ancora possibile qualche rovescio temporale locale. Tempo stabile invece in serata e per tutta la notte verso martedì temperature massime in calo, le minime fra i 17 e i 20 gradi, le massime 23 e 26 gradi centigradi. Per domani, martedì 2 giugno, giorno festivo, prevalenza di tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, dove sarà del pomeriggio possibile qualche debole pioggia tra prealpi Carniche e Carnia. Dalla tarda sera marcato peggioramento con temporali sparsi, possibili su tutte le zone, forse temporali anche forti. Temperature minime previste per domani 17-20 gradi le minime, 22-25 gradi invece le temperature massime. Per vedere poi lo sguardo più ampio anche delle giornate successive, mercoledì, come vedete dalla mappa, al pari bene o male di oggi, sarà una giornata prevalentemente piovosa con temporali diffusi, piogge da abbondanti ad intense. Il quadro cambierà verso giovedì con cielo che sarà poco nuvoloso sulla costa, variabile in pianura, nuvoloso sui monti ma con bassa probabilità di piogge, quindi ancora altalena tra cielo sereno e piogge temporali anche forti, un po' su tutta la regione. Cominciamo con il piccolo, la rassegna dunque parte con la prima pagina del quotidiano locale ed è la Movida al primo posto sulle notizie di oggi. Stretta sul rumore, l'animato e agitato inizio d'estate a Trieste fa scattare subito le contromisure, aumentano i controlli sugli orari e sul volume della musica. Già numerose le segnalazioni sia in centro sia nelle zone periferiche, regole comunali da rispettare che dovrebbero riuscire a contenere gli accessi. Per quanto riguarda musica e spettacolo, la fotonotizia riprende il concerto a Gorizia, Cremonini, emozioni e colori al Campovolo, 25.000 voci in coro, Elisa duetta a distanza. Qui la foto proprio di Cremonini sul palco di Gorizia, uno spettacolo che resterà negli annali isontini. Lo raccontano poi le pagine 2 e 3 del piccolo. Ancora titoli, Medio Oriente, pace, Trump alza la posta, a Teheran bozza piena di modifiche. Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza del memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di colloqui della direzione nella proposta degli Stati Uniti. Balcani, il Kosovo di nuovo al voto tra una settimana, è la terza volta in 18 mesi. Per quanto riguarda il ciclismo, il Giro d'Italia, il Circo Massimo omaggia il dominatore Vingegaard, va a Milan l'ultimo sprint. Per il cinema, Marilyn Norma Jean, i 100 anni di un mito che continua a vivere. E poi a Gorizia la tragedia, 2 giovani motociclisti morti sul vallone, spunta l'ipotesi di un'auto pirata. Il 2 giugno la ricorrenza, il 2 giugno 46 a nord-est vinse quasi ovunque la Repubblica, così con l'avvicinamento alla giornata di domani. Festa della Repubblica, 2 giugno, martedì, in questo caso quest'anno, proprio nella giornata di domani. Non ci sarà la trasmissione Sveglia Trieste, la nostra programmazione sarà invece con la presenza dei telegiornali alle 13:20 e alle 19:30. Continuiamo la lettura della prima pagina con il concerto, ancora l'accoglienza sul Grande Prato, super sorvegliati,
Bene il triplo filtro che ha permesso poi di poter gestire al meglio la fila di persone che è andata a vedere il concerto a Gorizia. La viabilità, file in autostrada, parcheggi pieni e navette non stop, tra i fan ai varchi si canta Mondo, lui può salvarci tutti. Lo studio rischio incendi su tutto il Carso, alta la vulnerabilità nella zona costiera per quanto riguarda la Trieste Trasporti, stampelle, zaini e anche mutande, gli oggetti smarriti a bordo degli autobus, le curiosità raccontate, pagina 19. Il Nord-Est Economia, gruppo Summer, piani per espandersi all'estero, puntiamo sulle spedizioni e settore in crescita. Questa è la prima pagina che adesso cominciamo invece a osservare meglio all'interno con le notizie della cronaca locale. Come abbiamo visto, la stretta estiva antirumore, controlli e multe nei locali, infatti la movida in primo piano nelle notizie della sezione di Trieste del Piccolo. Orari sforati e altre irregolarità. A maggio 16 sanzioni, adesso arrivano gli steward. I deorso dei locali si affollano, il volume della musica si alza, le feste si moltiplicano. La movida si accende, ma il comune ha già avviato una stretta per chi non rispetta le regole in termini di orari e volumi. La musica va spenta alle 22:30, dalla domenica al giovedì alle 24, venerdì, sabato e i prefestivi. Le deroghe da Carnevale fino a San Silvestro, decise dall'amministrazione comunale, sicurezza e decoro con le norme per alcol e vetro. Queste sono le ordinanze che dirama poi il sindaco. Come figura nei comuni è proprio il sindaco a poterlo disporre. Viaggio nella movida, chiassosa ma non troppo. Weekend dai due volti, il venerdì rumoroso è seguito un sabato tranquillo. Dal Borgo Teresiano a Piazza Venezia si alternano i generi e i tipi di clientela, musica alta fin dal tardo pomeriggio, poi a mezzanotte in punto lo stop, come detto, della musica. Ampio spiegamento di forze dell'ordine, ma è per evitare disordini tra bande di Maranza. Questo accade nella zona centrale tra Piazza Ponterosso, Piazza Unità, Piazza Venezia e tutte le zone del centro che sono oggetto oggigiorno di una frequentazione massiva di pubblico, in particolare giovani e giovanissimi. Andiamo agli incendi, studio sui rischi, allarme in zona costiera da Barco Laduino, vulnerabilità estremamente elevata, lo vedete nella mappa che forse spiega di più di tante parole, anche con la leggenda che vi facciamo vedere subito sotto. La vulnerabilità agli incendi è significativamente elevata in tutta la zona della costiera, estremamente elevata invece siamo nel Carso, nella versante che va dalla diciamo, parte sud della provincia Muggia verso la Slovenia, ma anche nella zona più costiera più a nord, non solo la strada costiera, ma poi anche tutta la parte che va verso l'Isontino e che ha avuto anche nel tempo i suoi picchi di vulnerabilità e li abbiamo visto con gli incendi che sono scoppiati gli anni passati e che hanno colpito proprio il territorio verde del confine fra la provincia di Trieste e quella di Gorizia. Monitoraggio con l'intelligenza artificiale, droni e satelliti utilizzati proprio per verificare le situazioni tanto in tempo reale quanto anche come necessità di intervento ordinario per vie di fuga, tralicci, sterpaglie e una vegetazione che poi anche con le piogge della primavera cresce in maniera importante e va mantenuta. 2 anni di analisi per individuare i punti più delicati del Carso, pericolo elevato anche a San Dorligo, come abbiamo visto dalla mappa, nella parte più meridionale della provincia di Trieste. Investimento in via Flavia, pedone travolto sulle strisce, il ferito è un 34enne cittadino pakistano, viabilità interrotta verso il centro per oltre un'ora. Qui la foto anche dell'auto oggetto dell'incidente col parabrezza rovinato e poi ulteriori spiegazioni di quanto accaduto. Proprio in termini di viabilità ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per avere il punto su questa giornata, almeno per come si presenta in termini di appuntamenti e segnalazioni. Lo chiediamo all'ispettore superiore Luisa Mastracchio, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, guardi, la giornata per il momento è tranquilla, nel senso il traffico è ancora scarso, non abbiamo segnalazioni di particolari o di incidenti o di altre anomalie stradali, quindi per il momento così speriamo vada avanti in questo senso. Dunque, per la giornata di oggi, dopo segnalo il solito, sino al giorno 7 giugno che è prevista appunto tra Piazza Ponte Rosso e via Bellini la 15ª edizione della manifestazione Trieste Crocevia di Culture, con le visite guidate, passeggiate e degustazioni di prodotti tipici, quindi anche qua insomma presenza di persone e veicoli in zona. Ricordo che la zona delle rive adibita alle operazioni delle navi da crociera rimane chiusa sino al giorno 8 del 6, appunto per arrivi e partenze di diverse navi. Un'altra cosa, la Galleria Carso con direzione Trieste è riaperta per il ponte del 2 del 6, però poi sarà nuovamente chiusa dal 9 del 6 al 18 del 6. Una notizia che non riguarda oggi ma i prossimi giorni, in particolare dal giorno 3 del 6, salvo maltempo, anche qua bisogna considerare il meteo, e sono previste delle asfaltature notturne, nello specifico in salita di Gretta, in via del Cisternone sino all'intersezione con l'Avenzone e sulla strada del Friuli sino all'intersezione con la via Aquileia. E il tratto di salita di Greta da via Udine a via Cisternone sarà oggetto di chiusure totali del traffico dalle 22 alle ore 6, quindi proprio notturna, eccetto per gli autobus di linea e i mezzi di soccorso. Per i rimanenti tratti verrà sempre garantito il transito con restringimento di carreggiata ed eventuali sensi unici alternati regolati da Movieri. Ecco, questo intanto le notizie per questa mattina, però non avrei altro da segnalare, restituirei la linea e saluterei tutti. Grazie all'ispettore superiore Mastracchino, buona giornata e un buon lavoro a lei e ai colleghi. Grazie anche a voi, salve. Grazie, proseguiamo ancora prima della pubblicità con la lettura delle notizie del piccolo. L'accertamento invalidità torna in carico ad Asuggi, così leggiamo dall'articolo. Conoscere la fibromialgia. L'incontro pubblico, mercoledì a Palazzo Gopcevic, incontro conclusivo di Liberi di Essere, la campagna di sensibilizzazione sulla fibromialgia promosso da Agire, Associazione Giuliana Malati Reumatici ODV, che celebra i suoi 25 anni di attività. Oggetti smarriti sugli autobus, in estate raddoppia il numero degli sbadati. Tra ombrelli in quantità, borse e bastoni c'è anche chi dimentica le mutande, così riporta Nicole Brusaferro in questo articolo. Degli oggetti smarriti a bordo degli autobus con le curiosità e anche diverse invece consuetudini, quelle di chi dimentica gli oggetti più comuni che possono essere gli ombrelli, le borse, ma ci sono anche altri oggetti dimenticati che sono un poco più curiosi. Oggi in vigore l'orario feriale non scolastico, domani invece l'orario festivo. Qui accanto in questo articolo vedete proprio tutti i riferimenti sugli orari degli autobus, l'ingresso del nuovo orario, quello estivo, poi è da definire anche orario feriale e festivo per quanto riguarda le giornate da giugno fino a settembre inoltrato. Turisti da Baviera e Austria per il primo Delfino Verde in anticipo di una decina di minuti, e non ci si aspetterebbe nient'altro dal vicepresidente dei Marinai d'Italia di Monfalcone, Marino Ravalico, che si è presentato ieri mattina al giro inaugurale della linea via mare Monfalcone-Duino-Sistiana-Trieste, diretto nel capoluogo regionale per una visita alla mostra sugli idrovolanti in Piazza Unità. In rigorosa maglietta a righe bianche e blu, 3 anni fa, dice, ho partecipato al piccolo giro inaugurale lungo il Valentinis, ricorda lo stesso, e da allora ho sempre usufruito del servizio. Quindi parte anche questo servizio. Avviata ieri la linea che collega Trieste e Monfalcone con tappe intermedie, come abbiamo detto, a Duino e Sistiana. Mare Nord-Est, gran finale tra voli, nuoto e cani eroi, ricordati 100 anni del collegamento aereo Trieste-Torino. Facciamo forse vedere le immagini che raccontano di più anche in questo caso
di molte descrizioni. Qui vedete gli idrovolanti della scuola italiana Volo, il sorvolo in questa foto in alto a destra ieri mattina per la rievocazione del centenario, invece in questa foto più in grande un idrovolante in fase di decollo che sfreccia a pelo dell'acqua poco prima di liberarsi proprio in volo, e siamo nella zona della cosiddetta Sacchetta, alle spalle del grattacielo di Campomarzio. Non solo, perché c'erano anche le attività dell'Associazione Cani Salvataggio, un doppio primo piano acquatico, tanto di chi si impegna in questa attività quanto ovviamente anche degli amici a quattro zampe, l'arrivo dei nuotatori invece sulla Scala Reale, che vedremo tra poco nel servizio dedicato proprio all'arrivo dei nuotatori, e poi la festa all'insegna dell'amicizia in piazza con le bandiere di Italia, Slovenia e Croazia. Andiamo allora a vedere l'arrivo dei nuotatori per questa edizione, la 15ª di Mare Nord-Est, che ha cominciato e aperto i battenti nella giornata di giovedì con le scuole in particolare, poi ha avuto il suo apice con l'arrivo degli idrovolanti e la consegna del tridente d'oro. Questo poi ha portato anche a ulteriori attività sempre all'interno della rassegna, tra queste, come avete visto, le attività delle associazioni Cani Salvataggio e poi la traversata dei nuotatori che poi sono arrivati sulla Scala Reale proprio di fronte a Piazza Unità d'Italia, che vedremo tra non molto, proprio il loro arrivo con tanto di festeggiamento da parte del pubblico. Andiamo a vedere tutto questo nel servizio andato in onda ieri nel nostro telegiornale. Ultima giornata di eventi per la rassegna Mare Nord-Est, con le prove di salvamento in mare da parte di questi splendidi cani, e poi con l'arrivo della traversata delle tre nazioni, la gara internazionale di nuoto in acque libere organizzata appunto per l'evento, competizione con una distanza di 27 km, con gli atleti che sono partiti al mattino alle ore 7 dal porticciolo di Salvore per arrivare qui a Trieste nel pomeriggio. Ma andiamo innanzitutto a scoprire questi splendidi cani e i loro padroni. Con Emanuele Esposito della scuola Cani Salvataggio Trieste per parlare del lavoro che si andrà a fare in acqua con questi splendidi amici dell'uomo. Adesso andremo a fare delle prove di salvataggio, quindi un'esibizione in cui metteremo in fila tutta una serie di tecniche. Dall'inizio c'è anche un cucciolo oggi di 7 mesi, quindi facciamo vedere l'approccio al mare di un cucciolo, gli stili di nuoto, gli stili di salvamento, i presidi che noi usiamo, i Baywatch, i classici salvagenti, quelli della serie TV famosa, la tavola da SUP per recuperare una persona fintamente incosciente, e poi il divertimento dei tuffi dei nostri cani, chi si tufferà dall'alto, chi sceglierà di scendere le scale e adagiarsi normalmente in acqua. Quindi l'evento di punta della domenica, la terza traversata delle tre nazioni, gara di nuoto in acque libere, individuale e staffetta, che ha visto impegnati atlete e atleti provenienti da Italia, Slovenia e Croazia. Una sfida di 27 km con partenza dal porticciolo di Punta Salvore nell'Istria croata e arrivo a Trieste sulla Scala Reale davanti a Piazza Unità. Partenza da Punta Salvore alle 7 di mattina, 27 km, come ci si sente alla fine? Un po' stanchini, come direbbe qualcuno, no, entusiasti, perché è una bella manifestazione. Mare Nord-Est lo organizza benissimo, dà un supporto che è meraviglioso, e in fondo noi ci dobbiamo soltanto mettere le braccia, quindi si fa volentieri, è bello, è bello. Poi arrivare a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, con i triestini che ti battono le mani, i cani che abbaiano, è fantastico, è meraviglioso. Da dove viene lei? Da Vercelli, apposta, il secondo anno e il prossimo sarà il terzo. Beh, ci si sente molto bene, è stata una giornata di mare, una giornata splendida, di nuoto con un'ottima compagnia con gli amici, e di meglio non si poteva chiedere per questa domenica. Una competizione che ha messo in risalto la bellezza del golfo e la capacità dei nuotatori di dare il loro meglio nonostante il moto ondoso, uno spettacolo nello spettacolo che ha accentuato anche la componente sportiva di questa edizione da ricordare di Mare Nord-Est.
Ben ritrovati con Sveglia Trieste, la rassegna stampa di oggi, di 1° giugno. Abbiamo già anticipato gli ospiti, ma lo faremo nuovamente. Saremo in compagnia tra poco meno di mezz'oretta di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. A seguire dalle 9 alle 10 saremo in compagnia di Enrico Bullian, consigliere regionale di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo la lettura del piccolo con la pagina di Muggia, Punta Olmi, Svolta Verde, progetto per istituire l'area protetta comunale. Il sodalizio ha presentato la proposta al sindaco di Muggia, conclusione del lavoro portato avanti dal gruppo tecnico. Il portavoce McCourt dice: chiediamo lo status di biotipo. Qui Luigi Putignano lo spiega nell'articolo, c'è una planimetria dell'area da tutelare secondo il comitato. Come vedete dalla leggenda, poi è piccolina, non si riesce a leggere, ma ci sono diverse suddivisioni per quanto riguarda anche tutte le varie zone con i colori che servono poi anche a stabilire quelle che sono le proposte che viene avanzata per una svolta verde nel comune di Muggia. A Bagnoli l'incontro sull'artigianato e la cooperazione. Qua siamo invece nel comune di San Doligo della Valle d'Olina. Turisti e aficionados a Caresana. La festa delle ciliegie conquista tutti, visitatori anche da Stati Uniti e da diversi paesi europei per la 63esima edizione. Un format che piace sia per la qualità enogastronomica sia per l'atmosfera particolare che si respira nel Querceto, un appuntamento che ormai ha assunto un carattere internazionale confermato dalla presenza ieri di visitatori provenienti dall'estero, alcuni dagli Stati Uniti, altri da numerosi paesi europei. La festa delle ciliegie in programma nel fine settimana a Caresana, per concludersi oggi con la serata finale, è stata ancora una volta salutata dalla partecipazione di un notevole numero di persone richiamate nel piccolo borgo del comune di San Doligo della Valle, sia dalla qualità delle ciliegie, sia dalla particolare atmosfera che si respira nel Querceto, che ospita i chioschi, i banchi vendita e il palco per gli spettacoli serali. Qui una foto che testimonia il gradimento da parte del pubblico e diciamo di chi poi anche per la prima volta frequenta Caresana. I gentiluomini delle due ruote sono arrivati all'arena di Pola, i gentleman, le vedete dalla foto della ASD ciclistica Gentleman Trieste Pola del 1987 e poi un'altra foto, piccoli scienziati per un giorno a Miramare, gli alunni del collegio di Messe all'ICTP di Miramare. Andiamo a leggere poi nella pagina successiva invece la conferma di Sardos Albertini alla guida della Lega Nazionale, le fotografie dei lettori con i ragionieri della Quinta E del Da Vinci ancora insieme dopo 55 anni, mondo e natura tra fuse e attese, i gatti dell'Astad, c'è tutto un articolo proprio sui mici, la motostaffetta solidale ha fatto tappa in Piazza Verdi. Qui la foto di rito e di consegna con anche l'assessore De Gavardo e il presidente del Consiglio Comunale Panteca. Torniamo indietro di una ventina di pagine per andare invece al concerto di Cesare Cremonini. Cremonini che incanta i 25.000 di Gorizia, siamo qui per voi. Fan scatenati all'aeroporto Duca d'Aosta per la data 0 del Tour dell'Artista, apertura alle 21:13 con Alaska Baby e poi tanta energia con i grandi successi suonati anche al sax, debutto assoluto. Magico il duetto virtuale con Elisa, qui dagli schermi poi si è potuto vivere il duetto, anche chi era più in fondo nel concerto aveva il Cremonini proprio in bella evidenza, note ed emozioni, laser, video, giochi di luce da palchi e torri, un'esperienza immersiva per il pubblico e qui viene raccontato tutto. Il concerto, apertura dei cancelli ritardata per pioggia, promossi i controlli sul campo, 200 agenti, hanno funzionato le 3 aree di filtro. Questo è tutto invece la spiegazione del pacchetto sicurezza, controlli, servizi con le migliaia di spettatori che si è fatta un'estrema attenzione al fattore dell'incolumità. È molto impattanti anche i 3 palcoscenici che il cantautore ha contribuito a ideare. C'è stata infatti anche la
supervisione di Cremonini per l'allestimento del palco. Pullman dalla Sicilia alla Svizzera, ma il 70% arrivava dalla regione. In coda all'ingresso l'opinione è unanime, evento ben organizzato, ma ci vorrebbero più VC chimici esterni. Ecco, questa è una delle note rilevate in uno evento che complessivamente però, lo ribadiamo, ha avuto il favore del pubblico che ha partecipato ed è stato un successo. In primo piano auto dal pomeriggio, via Trieste va in tilt, assalto a Savogna, fan prima della chiusura nelle strade a ridosso dell'aeroporto, sempre per il concerto, in questo caso il punto sulla viabilità, le chiusure stradali, per poi arrivare nel punto dello spettacolo. Parcheggi a pagamento pieni, flop dei gratuiti comunali, che erano un poco più distanti, il servizio navetta funziona ma si scende troppo lontano, è stata la linea in partenza dalla stazione dei treni quella più utilizzata dagli spettatori. Per quanto riguarda i parcheggi, la gente ha preferito acquistare quelli dell'organizzazione, è rimasto semideserto il posto per moto e biciclette. Ai varchi cantando Mondo, Cesare per noi è magico, le voci di chi ha partecipato a questo concerto, chi lo ha assistito dal vivo. I fan sognano il duetto con Elisa, sono molto amici, e qui tanti volti, tante persone, soprattutto tante donne che hanno partecipato, ma non solo, e hanno partecipato a questo bel concerto. Andiamo a tutto altro, andiamo alla situazione internazionale, l'attualità, con le pagine interne del Piccolo che ci riportano in Medio Oriente. Trump presenta la controproposta, vuole impegni chiari e stringenti, il tycoon punta a un accordo senza armi nucleari a costo di attendere, in caso contrario ricorreremo al nostro Dipartimento della Guerra. Galibaf è scettico, non ci possiamo fidare del nostro nemico. Il presidente degli Stati Uniti qui pronto alla nuova fase dei negoziati, con l'Iran rimangono però i dissidi tra le parti, come riporta l'ANSA. La nave Moschito che lancerà i cruise, con la sfida anche degli strumenti e dei mezzi a disposizione. Petrolio russo, l'Europa studia il blocco del price cap contro la crisi legata ai prezzi energetici, l'Unione Europea valuta le opzioni. Mosca dice intanto iniziano a essere realistici. Queste le voci sul tema rifornimento di carburante. Israele stringe la morsa, il Libano è diviso in due, oggi la riunione all'ONU. Si punta a isolare Hezbollah dalle sue retrovie, la Francia protesta e chiede lo stop. Ancora alta tensione anche tra Israele e Libano, con la mediazione di alcuni paesi europei. Proseguono intanto gli attacchi, parla il ministro degli esteri francese Barrot, nulla giustifica la prosecuzione delle operazioni militari. La bandiera dell'IDF sventola sulla fortezza di Beaufort, la rocca strategica, simbolo della contesa, risveglia gli spettri del passato per la società israeliana. La bandiera in questa foto che viene fatta sventolare proprio dal picco della roccaforte. Andiamo al tema dei Balcani, Kosovo di nuovo al voto, ma si teme il nulla di fatto. Urne aperte domenica, è la terza tornata dopo le due andate in scena l'anno scorso, nel 2025. Il premier Kurti punta alla riconferma, ma deve vedersela con 3 partiti di centrodestra. L'attualità del nord-est repubblicano, solo Padova votò per il re. Il referendum del 2 giugno del 46, Trieste e Gorizia non parteciparono. Questa è la grafica che riassume i risultati di diverse città su come sono stati i voti nel 2 giugno del 46 a favore della Repubblica. È quella barra colorata in azzurro, invece a favore della monarchia la componente del grafico colorata di rosso. Per fare degli esempi, a Belluno 62,2% per la Repubblica, invece a Padova il 48% contro il 52% che aveva preferito la monarchia. Per quanto riguarda invece le altre città, quasi tutte con una schiacciante scelta di optare per la Repubblica, a Padova, a Rovigo, a Treviso, a Venezia, a Verona, a Vicenza e a Udine, con percentuali del 67%, 60%, a Udine, per fare un esempio, 63,3% contro il 36,7%. Lo andiamo a vedere un poco più nel dettaglio in questo
compendio di città del nord-est, Udine in questo caso è l'unica del Friuli Venezia Giulia che viene menzionate, gli altri abbiamo visto Vicenza, Verona, Venezia, Treviso, Rovigo, Padova e Belluno, quindi gli altri capoluoghi veneti. Le province di Trieste e Gorizia non hanno partecipato al referendum in quanto all'epoca ancora non interamente sotto amministrazione italiana. Trieste dal 1945 faceva parte della zona A del territorio libero di Trieste amministrato dagli alleati. Gorizia era in parte sotto amministrazione jugoslava, in parte sotto amministrazione militare alleata. Pordenone all'epoca non faceva provincia a sé, i dati relativi ad essa sono inglobati infatti in quella di Udine. Nella voce Udine sono inserite le province di Udine e di Pordenone come le conosciamo attualmente. 2 giugno 46, il titolo del Corriere della Sera fu anche la prima volta delle donne ammesse al voto. Qui è nata la Repubblica Italiana e questo è stato il titolo del Corriere. Domani alle 21 l'omaggio dell'OPV a Padova Congress e l'ambasciata d'Italia, una festa di strada anche a Berlino. La cerimonia clou con la grande parata ai fori imperiali. Qui vediamo ancora delle percentuali, ma le abbiamo viste poco fa menzionando alcune delle città. Il picco in provincia, Cervignano 76% per la DOR, a Pordenone schiacciante 71%, il sì di Udine e Pordenone con il 63% che ha preferito la Repubblica alla monarchia. Andiamo alla pagina invece Istria-Quarnero-Dalmazia, nuova linea via mare tra Porto Re e Arbe, l'itinerario stagionale di Iadrolinea toccherà anche Veglia, il servizio al via il 24 di giugno, la conclusione il 30 agosto, dal 10 di luglio toccate quotidiane tra terraferma e isole. 6 tartarughe marine ritornate nel loro habitat naturale a Pola. Il progetto di recupero della città ha curato gli esemplari, ne restano ancora 2 in attesa di rilascio. In Croazia meno burocrazia con il registro della popolazione. Punto sulla demografia e l'anagrafe in Croazia in questo caso. Attentato al reporter scomodo, pacco incendiario davanti a casa, il vicentino Adriano Cappellari è vicino al prete anticamorra Don Paraticiello. Le minacce iniziate nel 2025, sabato notte il salto di qualità intimidatorio, nei video le immagini di un uomo armato a volto coperto che mette l'ordigno a 2 passi dal cancello. La solidarietà del governatore Stefani, qui non c'è posto per l'illegalità e la violenza, così infatti il governatore del Veneto. Non riusciranno a fermarmi, continuerò a fare il cronista. La camorra non capisco che interesse possa avere per un giornalista di provincia vicentino. L'intervista a Cappellari di Laura Berlinghieri. Qui vediamo Don Maurizio Particello a sinistra con proprio Adriano Cappellari nella foto, la persona che vedete sulla destra. L'attualità con le altre notizie dal paese. La madre di Bea non la difendeva dalle violenze, era al corrente, non intervenne, a volte partecipò anche. Mercoledì la donna si presenterà davanti al giudice, è accusata di maltrattamenti aggravati con il compagno. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna è sintomatico, ha sintomi riconducibili al virus ed è stato già sottoposto a test. Il sospetto caso di Ebola individuata a Cagliari, si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi proprio dal Congo ed era a Fiumicino facendo scalo a Il Cairo. Dal Ministero della Salute fanno sapere che i campioni sono stati già prelevati e sarebbero stati trasportati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma con i risultati attesi per oggi. Mentre in Italia, 2 settimane dalla dichiarazione dell'epidemia in Congo, Medici Senza Frontiere denuncia gravi ritardi nell'arrivo di aiuti e personale medico. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era andato nel suo paese a trovare i parenti, rientrato pochi giorni fa, ha iniziato a presentare malessere. Di qui l'allerta dell'azienda sanitaria per prelevare il sospetto contagiato da casa e trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Un'intera strada è stata chiusa per un'ora, sarebbe il primo caso positivo in Italia. Schiavi per il consolato, fermato uno dei manager, Ulas Demir, bloccato mentre era in aeroporto e tentava di fuggire, è uno dei dirigenti della società Caddel, l'indagine che parte da Milano. Fuga dal posto di blocco
Un sedicenne perde la vita, 5 minorenni non hanno rispettato l'alto dei carabinieri, il loro tasso alcolemico era oltre il consentito. È successo a Ortanova, un incidente che è costato la vita a un giovanissimo. In regione, giovani morti sul vallone, l'ipotesi dell'auto pirata è una delle possibilità. Dopo il frontale la vettura non si sarebbe fermata. Sino a ieri l'ipotesi privilegiata era l'attraversamento improvviso della strada da parte di un animale selvatico, un capriolo o un cinghiale. A 48 ore dal tragico incidente che è costato la vita a Jan Bensa e Lorenzo Valentini lungo la strada statale 55 del Vallone nel territorio di Savogna di Sonzo, sembra prendere piede invece uno scenario del sorpasso fatale. Una delle due moto avrebbe sorpassato un'autovettura invadendo la corsia opposta. A quel punto l'impatto sarebbe stato inevitabile. Una misteriosa auto, dunque, sul luogo dell'incidente, una possibilità che viene presa in seria considerazione. Ma se così fosse, perché chi era alla guida non si è fermato? Chi era al volante si è sicuramente accorto del violentissimo impatto tra le due motociclette, perché avrebbe tirato dritto senza accostare? Sono questi i punti interrogativi a cui i carabinieri stanno cercando di dare risposta. Un lavoro per nulla facile né agevole. Sulla questione del vallone, degli incidenti che poi hanno avuto risvolti anche mortali, abbiamo realizzato ieri un servizio andato in onda nel nostro telegiornale che vi riproponiamo. L'incidente di venerdì sera che ha coinvolto 2 motociclisti di Doberdo del Lago e Gorizia, oltre ad aver lasciato nel lutto, nel dolore quelle 2 comunità, riporta alla ribalta l'assoluta urgenza di definire quanto prima la sistemazione e la messa in sicurezza della statale del Vallone. Così Diego Moretti, consigliere regionale del PD, il giorno dopo la tragica morte del 25enne goriziano Lorenzo Valentini e del 24enne Jan Bensa di Doberdo del Lago, scontratisi frontalmente con le loro moto sul vallone di Gorizia all'altezza della frazione di Gabria. Mentre 2 comunità sconvolte per la morte dei 2 ragazzi vivono un momento di dolore inimmaginabile, non si può non interrogarsi dopo l'ennesimo incidente mortale lungo quella strada, la statale 55, su cosa si possa fare per renderla più sicura. Riprendere il progetto che già ANAS ha predisposto e dare assolutamente l'accelerata è assolutamente necessario, perché ne va della sicurezza dei motociclisti e degli automobilisti che frequentano una strada così importante per il collegamento tra Trieste e Gorizia. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sottolinea come siano in corso di realizzazione 5 rotonde in prossimità dei rispettivi incroci e innesti della statale, interventi che, spiega il primo cittadino, comporteranno un rallentamento della velocità, già oggi in larga parte con limite a 70 all'ora. Arteria peraltro di recente riasfaltata che, con le sue curve e controcurve, è molto apprezzata dai motociclisti. Il problema è, indipendentemente dalla dinamica del singolo sinistro e dal possibile malore o attraversamento di animali selvatici, come fare in modo che ci si vada meno pesante con l'acceleratore, cioè la causa principale della gran parte degli incidenti. Forse degli autovelox fissi anche in orario notturno potrebbero disincentivare chi corre troppo, per quanto possa non piacere ai più. Non possiamo non ipotizzarlo di fronte all'ennesima tragedia della strada che ha portato via alle loro famiglie 2 giovani nel fiore degli anni. Andiamo avanti nella lettura proprio con il profilo dei 2 ragazzi ricordati in questi articoli. Jan era un riferimento, siamo distrutti dal dolore. L'allenatore dell'Olimpia Gorizia, Peter Lin, parla di Jan Bensa, setter della squadra isontina negli ultimi 2 anni. La Federazione Pallavolo di Trieste e Gorizia ha disposto un minuto di silenzio sui campi da gioco. Le passioni di Lorenzo, leggiamo accanto, dal basket alle 2 ruote, l'amore condiviso con il fratello Nicola per la pallacanestro, la vicinanza dei dirigenti di Dinamo e USG, la moto, l'orgoglio per la sua Harley Davidson su cui era in sella nella terribile notte di venerdì. Qui vediamo i 2 ragazzi che purtroppo non ci sono più. Andiamo ad altro, differenze nelle retribuzioni. Da giugno diventa obbligatoria la pubblicazione degli stipendi, siamo in regione, il lavoro in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è eliminare il gap di genere, i livelli salariali anche negli annunci di lavoro che saranno proprio obbligatori. I contenuti di questa direttiva sono riassunti, lo vedete in questa sorta di schema a tappe. Punto primo, i contenuti di questa direttiva: viene rafforzata l'applicazione del principio stesso salario per stesso lavoro o lavoro di pari valore tra uomini e donne.
diciamo che nel 2026 era anche ora. Trasparenza prima delle assunzioni, i candidati devono conoscere la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prima del colloquio o assunzione, il datore non può chiedere la storia salariale pregressa. Poi punto terzo, diritto all'informazione per i lavoratori, i dipendenti possono chiedere informazioni sui livelli retributivi medi, disaggregati per sesso, per categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o lavoro di pari valore. Quarto punto, criteri retributivi oggettivi e neutrali. I datori di lavoro devono rendere accessibili i criteri usati per determinare le retribuzioni, i livelli salariali e la progressione economica. Gli Stati possono esentare alcuni datori sotto i 50 dipendenti dall'obbligo sui criteri di progressione. Il quinto punto, obbligo di reporting sul divario retributivo. Le imprese con almeno 100 lavoratori devono comunicare periodicamente dati sul gender pay gap, con tempistiche graduate in base alla dimensione aziendale. Punto 6, valutazione congiunta se il gap supera il 5%. Se emerge un divario retributivo medio pari o superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi e non corretto entro termini definiti, scatta una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori. Infine, rafforzamento della tutela giudiziaria, previste inversione e attenuazione dell'onere alla prova, risarcimento integrale per le vittime di discriminazione salariale, sanzioni effettive e ruolo rafforzato di organismi per la parità e rappresentanti dei lavoratori. Come leggiamo accanto, non saranno resi pubblici i dati dei singoli lavoratori, ma gli elementi che concorrono alla definizione del salario. In Regione le donne dichiarano in media 10.208 euro in meno rispetto ai colleghi uomini. Per quanto riguarda le tutele, i selezionatori non potranno chiedere informazioni sulle buste paga precedenti, perché questo poi può essere un discrimine rispetto a quanto avevi prima e quanto io ho intenzione di poterti dare dopo. Una decisione che porterà alla luce le diseguaglianze. Le rappresentanti della AIDP, Associazione per la Direzione del Personale, dicono una leva importante. Questo è il loro giudizio. Ancora lavoro in Friuli Venezia Giulia, i sindacati bocciano la norma, deboli le misure del decreto, i segretari confederali sulle linee guida impostate dal governo rispetto alla direttiva è un passo indietro, così la CGIL ci si è fermati a metà strada, dice Monticco della CISL, è mancato il coraggio invece l'opinione di Zorn della UIL. Proseguiamo, questa è la pagina di Trieste che avevamo visto in precedenza, diamo una rapida occhiata a beneficio di chi si fosse collegato da poco. La stretta estiva antirumore, controlli e multe nei locali, il Piccolo svolge una serata in mezzo alla gente con il viaggio nella movida, chi assosa ma non troppo, dipende dalle zone, dal giorno e anche dall'età media di chi frequenta diversi punti della città. Incendi, studio sui rischi, allarme in zona costiera, è abbastanza evidente da questa mappa, il color giallo-arancione anche più scuro verso il viola, nella zona costiera verso l'Isontino e anche a San Dorligo della Valle, e tutto il resto però significativamente elevata la vulnerabilità agli incendi e bassa solo in alcune zone colorate di verde, ma sono poche e sono sparpagliate in maniera disomogenea. Investimento in via Flavia, pedone travolto sulle strisce, ferito un 34enne pakistano, viabilità interrotta verso il centro per oltre un'ora. Pagina Suggi, l'accertamento invalidità torna in carico l'azienda sanitaria, conoscere la fibromialgia, l'incontro pubblico, che adesso vi leggiamo anche alcuni dettagli. C'erano l'assessore Riccardi e il direttore Poggiana che hanno portato il proprio saluto e contributo istituzionali. Celebra infatti l'associazione Giuliana Malati Reumatici ODV i suoi 25 anni, un momento pubblico di confronto e approfondimento per fare il punto. Questo accadrà mercoledì alla Palazzo Gopcevic. Scusate, quindi Riccardi e Poggiana porteranno il loro saluto a questo evento. Oggetti smarriti sugli autobus, in estate raddoppia il numero degli sbadati, ombrelli, borse, bastoni, qualcuno ha dimenticato anche le proprie mutande. Turisti da Baviera e Austria per il primo Delfino Verde con numerosi visitatori in città. Mare Nord-Est con il finale ieri tra voli, nuoto e cani eroi. Vediamo gli idrovolanti in volo o a pelo dell'acqua. L'Associazione Cani Salvataggio con gli stessi che fanno parte dell'associazione e i cani salvataggio. E poi l'arrivo della traversata delle Tre Nazioni
con le bandiere della Croazia, della Slovenia e dell'Italia e l'arrivo dei nuotatori. Punta Olmi, svolta verde, il progetto per istituire l'area protetta comunale, per andare poi alle segnalazioni con i gentiluomini delle due ruote che sono arrivati all'Arena di Pola. Andiamo ora alle pagine sportive con il piccolo, attenzione che devo andare a superare la pubblicità, a superare anche l'inserto per andare, come detto, alle pagine che si occupano dello sport, che però non riesco ad aprire. Oggi tutta sfortuna per quanto mi riguarda con questo computer. Allora, vediamo se riusciamo ad andare, perché c'è stato un importante appuntamento, quello di Campo Cologna, del Triveneto Meeting di atletica, che vedremo tra poco. Ma i riferimenti del primo piano del piccolo riguardano il basket, si può ripartire, serve muoversi in tempi stretti. L'ex presidente Ghiacci, Mario Ghiacci, dice: sento di cifre fuori scala, ma la pallacanestro può essere comunque salvata, puntando sulla continuità e con obiettivi meno ambiziosi. Qui assieme a Mattiasic proprio Mario Ghiacci, ex presidente della pallacanestro Trieste. Il saluto della società di Sissoko: Madi se lo merita come uomo, andrà a giocare in Eurolega. Coletti, leader in stand-by, sogno di tornare a Trieste, in Serie D vince il club più solido. Il mediano della Triestina, che ha sfiorato la B, è fermo da un anno e lavora per un'assicurazione. Fortunato ad aver giocato nell'Unione di Milanese, Biasini e Daniello a un passo dalla storia. Non vedo l'ora di stare in panchina. I tifosi labardati vanno riconquistati con la sincerità, dice Coletti, qui in una esultanza dopo un gol quando vestiva la maglia rosso-labardata. Sempre sport, Muggia, Carola ci riprova, Serie D ancora nel mirino. Dopo il quarto posto i rivieraschi torneranno alla carica per il salto di categoria con mister Carola. I 3 decenni unici di Zorro Zorzut, ora vice tecnico alla Pro Romance, il 44enne che lascia l'attività da calciatore. Esilio Chiarbola Ponziana avanti senza il Ferrini. Il club bianco-blu ha visto sfumare l'assegnazione della gestione del campo proprio Ferrini di Ponziana Nordici, presidente della Chiarbola Ponziana, dice: uno shock, ma non ci fermiamo. Abbiamo chiesto spazi per giocare al Domio e al Sant'Andrea San Vito, la prima squadra pronti a ripartire. Alla Visiacca Romana Solidoro in panchina, Terpin al Ronchi, la Cormonese riparte invece da Gleran e Maschietto. Andiamo adesso al Triveneto Meeting, evento di livello dell'atletica che ha visto nel campo Draghicchio di Campo Cologna il palcoscenico giusto per numerose attività dell'atletica, che adesso andiamo a rivedere nel speciale realizzato da Marco Stabile. Il via valido con Ferdinand Maiano nella corsia centrale, con Rampazzo che prova a inseguirlo e Seferinis, il campione europeo nel 23, Maiano davanti a Maiano, 10-11. Prometteva spettacolo e spettacolo è stato. La 19ª edizione del Triveneto Meeting, Memorial Jack Benvenuti e Giorgia Liberale, ha regalato risultati entusiasmanti. A vincere la prova regina ai 100 metri, inserito nella serie Challenger del Continental Tour di World Athletics, è stato il grande protagonista della vigilia, Ferdinand Omanyala. Per il keniano successo in 10 secondi e 11 centesimi. Il vincitore dell'ultima gara di Diamond League in Cina ha regolato la concorrenza alle sue spalle, Filippo Randazzo delle Fiamme Gialle, terzo il francese Jeff Arius. Yeah, it was a good run. I win. È stata una buona corsa, sono contento di aver vinto qui. E quanto ai tuoi futuri obiettivi? Sono dentro la stagione, ora abbiamo il Golden Gala la prossima settimana e poi altre 3 tappe importanti di Diamond League. And then 3 more Diamond Leagues in future. Paradossalmente però il meglio è arrivato dalle batterie delle prove veloci in cui il sudafricano Bayanda Boalaza, argento olimpico di Parigi 2024 nella 4% con la nazionale sudafricana, ha corso i 100 metri in 10 secondi e 3 centesimi, centrando il record del meeting ma dovendo poi rinunciare alla finalissima. C'è peccato per Bayanda Baiala che aveva la febbre, perché in batteria aveva corso in 10.03
facendo il record della manifestazione, una grande prestazione, poi purtroppo si è dovuto ritirare perché aveva 37,5 di febbre. Nei 100 ostacoli Nicla Mosetti ha iniziato la sua stagione con il piede giusto, il 13 secondi e 7 centesimi della batteria rappresenta il suo secondo miglior tempo di sempre. In finale la triestina ha avuto la meglio con 13 secondi e 16 centesimi sulla norvegese Lovise Andersen e su Veronica Besana, sesta la triestina dei carabinieri Elisa Di Lazzaro che però ha colpito il terzo ostacolo ed ha perciò perso ritmo. Sì, sono contentissima perché, come dicevo prima, c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, sono a casa e anche, come avevo detto già in conferenza stampa, poter iniziare in una gara di elevato livello, perché comunque il contenuto tecnico era altissimo, con alcune fra le più grandi competitor in Italia, altre da fuori, per cui però farlo a casa il cuore era più leggero, la voglia di fare bene era tanta, però c'era quella tranquillità in più del sapere di essere a casa, quindi sono contentissima. Sportiva Triveneto Trieste, Nicla Mosetti, profeta in patria. Negli 800 metri ha vinto l'australiano campione d'Oceania Peyton Craig che con 1 minuto 45 secondi e 8 centesimi ha battuto in volata il marocchino Saledin Boussed. Nel salto in alto successo per Marta Moraro dell'aeronautica militare, per lei la misura di 1,85 m grazie alla quale ha battuto la campionessa nazionale slovena Lia Apostolovski. Grande successo di partecipazione pubblico a Campo Cologna, aspettando di tornare allo stadio Grezar per il definitivo salto di qualità. Sì, con il Grezar sicuramente noi avremo un salto di qualità, 8 corsie, una pista di livello superiore, anche se questo è un bellissimo impianto dove noi ci alleniamo, però il dubbio che il Grezar, che adesso verrà ristrutturato, darà un quid in più anche per avvicinare atleti in maniera ancora più significativa e ancora più interessante. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, come anticipato siamo in compagnia di Marcello Medau, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Bernardo. Buongiorno Medau, abbiamo diversi argomenti, adesso diciamo siamo in un giorno prefestivo, no? Domani sì. 2 giugno, quindi anche le scuole sono chiuse, l'attività del Consiglio Comunale per adesso è sospesa, si riprenderà più avanti perché ci sarà l'importante tema della variazione di bilancio. Sì, no? Che lo faremo, allora c'è la commissione che va, che si farà il mercoledì e si farà consiglio con molte probabilità l'8. Lunedì 8. Settimana. Sì. Ma già sul bilancio? Sì, beh, già passata in circoscrizione, già passata dappertutto, insomma, quindi dico, mercoledì c'è la seconda commissione presieduta dal grande Gabriele Cinquepalmi e poi lunedì faremo consiglio. So che lei è impegnato in questi mesi soprattutto su tante questioni che hanno a che fare con i rioni, delle vie, delle segnalazioni che vengono inoltrate anche attraverso questa trasmissione, via di Vittorio un esempio, no? Via Rio Corgnoletto. Sì, via di Vittorio, allora la prossima settimana cominceremo io e Corrado Tremor, come avevamo già accennato, a fare quel sondaggino in loco, quindi magari vi chiameremo giusto per così date un'occhiata un po' il sentore della gente, e penso mercoledì o giovedì. E invece Rio Corgnoletto, per chi non lo sapesse, è quella via che va dalla Camionale 202 a Strada di Fiume. Tanti anni fa, 20 anni fa, forse anche quasi di più, parlando con la gente, quella via è stata fatta a senso unico. Effettivamente perché? Perché così si riusciva a far passare l'autobus, cosa che nessun autobus è mai passato. Allora sono stato chiamato la settimana scorsa, sono andato a fare un sopralluogo assieme a un signore, insomma un po' che sai, quando va a fare sopralluogo la gente poi si riunisce, si mette a parlare, problema degli alberi, quel che è, e quindi sarà una nuova iniziativa mia, quella lì di fare una raccoltina firma lì in breve, veloce, forse farò qualche maglietta, in modo da accendere il riflettore su questo problema e vedere poi se riusciamo a far passare l'autobus per di là. Non so, a me viene in mente la 33, è l'unica, insomma, no? Che in effetti anziché fermarsi a Campanelle fa il giro, gira là, no? C'è da capire un po' se si può fare con i chilometri, e c'è una strettoietta, quindi forse mezzo parcheggio dovremmo toglierlo
però insomma penso che il beneficio sia talmente grande che non sarà questo il problema, perché mi dicono che la mattina, a parte tutti, però mi dicono che la mattina i ragazzi quando vanno a scuola devono fare tutto un giro particolare, anche la Sergio Laghi banalmente, no? Non è tanto distante, però sai, con la pioggia e col vento, insomma, no, fare dei passaggi, non dico ogni giro, ma almeno delle ore di punta, no? Quindi la mattina quando vanno a scuola e al ritorno e la sera, ecco, una cosa del genere, è l'idea mia, poi vediamo come sviluppare, insomma. Quindi questa è una cosa che ci tengo molto, perché insomma, è una cosa che avevamo promesso tanti anni fa, ed è sempre bello vedere Bernardo incontrarsi poi con la gente, perché vengono fuori un sacco di storie, e questo signore, ma sa che qua, insomma, quindi sarà un mio impegno iniziare. Però ecco, bisogna avere in qualche modo l'ok della Tre Trasporti. Sì, diciamo che noi siamo l'ok del comune, cioè ci sono tante, della regione, no? tanti attori che entrano in questa commedia. Non è così semplice, tante volte lo fa, mettiamoli là, non è così semplice, non è nulla così semplice, bisogna avere l'ok del Tre Trasporti, l'ok del comune, l'ok della regione, perché sono chilometri in più, insomma no, non è una cosa semplice, però insomma penso che bisogna pure iniziare, insomma, da qualche parte bisogna cominciare. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno carissimi, buon inizio settimana e buon lavoro per tutti. Buongiorno anche a lei. Consigliere, faccio una premessa: la sanità del Friuli Venezia Giulia è competenza regionale e non comunale, quindi sia chiara questa premessa. Però una mia domanda è lecita. Che cosa pensa il signor Medao e anche i consiglieri comunali in genere sul caso ospedale di Catinara? Siamo in una condizione di gravissimo disagio che comporta e questo disagio è comportato dall'interruzione degli appalti. Si sono chiesti i consiglieri che cosa è successo veramente e perché è successo, e soprattutto i consiglieri si pongono la domanda perché l'istituzione pubblica responsabile dell'appalto, cioè la Regione, non ha ancora risolto questo problema e non ha comunicato a nessuno, al pubblico, i tempi di risoluzione definitiva. E poi ci sono altri argomenti, la sorte delle fideiussioni bancari, la gru immobile, chi paga l'affitto di questa gru, eccetera. Questo non è un problema regionale, lo è solo in senso del diritto amministrativo, ma è un problema triestino e secondo me sono i consiglieri comunali che dovrebbero occuparsi di più per garantire sicurezza e regolarità sanitaria ai triestini attraverso la voce del sindaco. So che è una domanda difficile, ma sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il consigliere. Grazie, buona giornata e buon lavoro. A lei, grazie, buona giornata. Il tema è, come diceva da premessa, una questione regionale, però l'ospedale di Trieste è sicuramente a cuore a tutti per la sua funzionalità piena, laddove in questo momento è invece interrotta da un cantiere che si è fermato all'inizio e che sta creando dei problemi. Disagi, sì, è ovvio, come ha detto bene il signore, è una questione regionale, quindi la documentazione che mi arriva in comune non ha nulla a che fare con l'ospedale. Tuttavia, effettivamente, signore, come dargli torto, qualsiasi disfunzione che c'è, soprattutto in reparti così importanti come quello ospedaliero, dispiace, preoccupa e crea effettivamente una grande preoccupazione, scusatemi il gioco di parole. Effettivamente io quello che so, l'ho letto dai giornali, quello che so, perché si parla così tra i corridoi, non sono preparato su questo argomento, devo dire la verità, però è ovvio che è una questione triestina, non comunale, quindi per cui purtroppo sono limitato nella documentazione che mi arriva in comune. Ciò non toglie che effettivamente dopo questo intervento del signore io mi informerò, cercherò di capire bene e laddove ci sia la possibilità di dare una mano, di spingere in qualche maniera, lo farò senz'altro, questo è il mio impegno. Magari il signore guardi, mi contatti sui miei social, ci sentiamo e sicuramente delucidazione in più glielo posso dare con un po' di informazione in più. Sì, si tratta di un problema che quando abbiamo incontrato l'assessore Riccardi ce l'aveva in qualche modo spiegato, poi in questo le tempistiche anche, non voglio mascherare dietro un problema, burocratiche sono comunque importanti, perché nel momento in cui viene aggiudicato un appalto la ditta comincia, poi si interrompe perché fallisce o ha problemi finanziari, si blocca tutto, viene dato del tempo per poter dire ok, rimettiti in carreggiata,
sei fuori coi tempi ma vediamo, non va avanti perché hai problemi economici e non va avanti, allora come procedura può subentrare il secondo, se il secondo non è neanche idoneo devi rifare la gara, per non rifare la gara che sono altri anni, perché poi mesi, ricorsi, il primo se chiedi il secondo, allora stanno lavorando in questo momento come regione per far subentrare un altro che possa prendere in mano la cosa, solo che non è che si fa Marcello ci vediamo alle 4 lì e io e te sono procedure lunghe, così ci aveva spiegato l'assessore Riccardi, ora c'è un moderato ottimismo sull'arrivo di un'impresa veneta che può subentrare proprio ad aiuto della Rizzani De Ecker che aveva l'appalto ma che non riusciva a continuarlo, si parla di un cantiere di 220 milioni, quindi non proprio diciamo le monete che ho in tasca io, che al massimo possono offrire un caffè a Medao, lo farò molto volentieri appena possibile, quindi insomma staremo anche noi attenti un attimo a monitorare la situazione, poi le tempistiche va diciamo detto, purtroppo, perché sono queste, a danno di un ospedale che serve alla comunità, e l'ospedale non è il parco giochi che dici lo apro il prossimo anno, non cambia niente, l'ospedale è un ospedale. Una cosa devo dire, no? Che effettivamente io ci vado spesso in regione, l'impegno è sempre il massimo, questo devo dire la verità, nessuno se la prende così con filosofia, l'impegno questo sia il massimo di tutti quelli che ci lavorano. Ancora una telefonata, buongiorno. Buondì. Pronto, buongiorno, sono io. Sì, prego. Buongiorno. Dunque io vorrei portare all'attenzione del signor Medao la situazione di Opicina con la fermata della 64. Chiedo scusa. Ecco, dunque la 64 si ferma un po' prima di via Freud. Non so se il signor Medao ha presente. Conosco molto bene. Ecco, conosce molto bene, ottimo. Allora, il problema qual è? Che fa il giro dentro a via Freud e si ferma dall'altra parte della strada, di Strada per Vienna, dopodiché lì uno deve attraversare la strada e se abita dalla parte diciamo opposta alla fermata, è non pericoloso, pericolosissimo attraversare, perché non c'è né una luce, né un segnale, né uno spartitraffico che fa rallentare le automobili. Cioè questa è una strada di passaggio è molto frequentata. Lei dice lì dove c'è quel negozio che vendono piastrelle? Esattamente, sì. Esattamente. Io non so se lei alle 4:30 del pomeriggio d'inverno è mai sceso alla fermata e ha provato ad attraversare la strada. Ecco, lì ci sono io vivo lì vicino, quindi conosco molto bene. Ah, bene, con bambini, con carrozzine, con anziani, cioè io non so come uno può pensare di non mettere in evidenza la fermata, ma basterebbe per dire, non so, una segnaletica, un qualcosa affinché le macchine rallentino. Stessa cosa, Strada per Vienna. Le fermate sono praticamente in mezzo alla strada, uno deve scendere, deve attraversare la strada, che sia la 2, che sia la 64, che sia la 4, cioè è pericolosissimo, non c'è nulla, è peggio di, non so cosa paragonare. E un'altra cosa, sempre la 64 al capolinea, lei sa dove si ferma, sì. Ecco lì diciamo un po' prima del quadrivio, quello piccolo, sì. Ecco, si forma sempre un imbuto. Se ci sono due autobus che devono andare uno in un verso, uno nell'altro, si forma un imbuto e lì con i pedoni che attraversano, con le macchine, c'è sempre un problema. Quindi abbiamo già sollevato parecchie volte questo problema. Sarebbe il caso che forse si provvedesse a capire come fare, perché prima o poi ci scappa il morto, non dico lì della 64 del capolinea, ma qui di via Freud. Okay. Ecco. Okay. Tutto qua. Grazie. Beh, allora, grazie signora, prego Medao. Conosco molto bene la zona, conosco molto bene le linee, conosco molto bene la situazione. Allora, per quello che diceva di mettere in sicurezza comunque la fermata lì dopo via Freud,
sono sincero, non ci avevo mai pensato. Ci passo spesso, ma non prendendo il bus così non ci avevo mai pensato. Ma sicuramente sarà la mia premura, me lo sono segnato, mandare subito una mail in modo che venga sistemato questa situazione, perché effettivamente la signora ha ragione. La notte poi d'inverno effettivamente è scuretto ed è pericoloso e lì la gente cammina. E invece per quel che riguarda, e quindi signora, lei con la mia... porto sicuramente avanti, anche alla signora dico, guardi, volendo mi può contattare sui social, così, o anche sulla mail istituzionale che è sempre quella, no, così la tengo aggiornata sui vari avanzamenti della richiesta. E invece per quel che riguarda la capolinea della Santa Quattro, effettivamente è un problema. L'imbuto si ferma, si crea di fronte, per capirci, prima della rotondina di Opicina. Di Opicina, sì. Prima, ok. Prima andando... Di fronte al bar. Di fronte alla... che non voglio dire, no? Il bar. C'è un bar, c'è un kebab. Ah, ok. Di fronte al kebab. Prima della rotonda. Prima della rotonda, andando verso l'altro bar, quel bar famoso, no? Sì, ok. Andando verso, venendo da Fernetti, per capirci, là c'è la fermata lì, si intasa. Ok. No, non perché sono grandi gli autobus passano, ma perché le macchine si mettono in fermata. Le macchine in quella fermata, soprattutto quella andando verso quel bar famoso, verso Città, per capirci, si mettono a pettine. Okay. No, in fermata, e quindi effettivamente l'autobus è costretto a stare in strada. L'altro autobus che viene su, che può essere la 39, la 42, che va verso Fernetti, per capirci, si intasa lì, effettivamente è. Allora il problema c'è. A me era venuto in mente cosa fare? Fare una specie di circolare, cioè nel senso che l'autobus là non si ferma proprio, fa solo come fermata e fa il giro e torna giù. Per i conducenti di linea magari si dà più tempo di recupero giù, perché comunque giù ci sono i bar, ci sono i bagni, ci sono un sacco di cose, ed effettivamente lì non intasa. Secondo me è l'unica soluzione che c'è, perché spostare la fermata, c'era qualche conducente che si fermava prima, ma non si può fare perché se il conducente non arriva in fermata non si chiude il giro. E bisogna che i sistemi vedano che il giro è chiuso, non è che si può fermare prima. Quindi effettivamente la soluzione per me, per come la vedo io, è portarla giù, quindi si fa una circolare un po' come la 52, per capirci, un po' come anche la 13, si fa il giro totale, si va giù e si dà più tempo di recupero giù al conducente. Insomma, no? Diciamo il capolinea ufficiale, rimane Tomaseo, no? E il resto è giro e torna indietro, giro di boa. Un giro, sì, esattamente, lì i tempi praticamente cosa bisogna un po' accorciare, perché non si può mai passare oltre, non c'è tempo per fermarsi, quindi si dà poco tempo, quindi la gente poi fa qualche minuto di ritardo, ma effettivamente questo è però fatto è un processo anche di informazione importante, perché uno magari si basa sull'orario di partenza della Ticina, vede che quello gira, va via e dice adesso l'ho perso. Ovvio, no? Però sai, diventa poi come una fermata normale quella lì, infatti. Quindi intasa sì, ma per poco tempo, perché le macchine comunque continuano a parcheggiarsi. Ho capito. No? E quindi secondo me la soluzione potrebbe essere questa. Non cambia niente all'utenza, perché non è che se uno è fermo lì sale o no, una volta che l'orario parte alle 10:40, sa che alle 10:40 c'è il passaggio, ecco, una cosa del genere. Ho ancora una telefonata? Buongiorno. Buondì. Pronto, buongiorno. Volevo parlare con Medao, sono Daniela, quella di DDL Cieli Blu, se ti ricorda. Dovevamo incontrarci, poi ho avuto io dei problemi personali e volevo chiedere se ti ricorda che mi aveva detto che era stata depositata l'iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Se ci sono novità, perché mi sembra che non sia stata ancora protocollata, giusto? No, non è stata protocollata, no, da quello che so io no. Quindi bisogna aspettare ancora un po', perché ci sono le firme online già il 56%. E poi volevo anche a titolo informativo dire che l'organizzazione sindacale autonoma dello Stato di Polizia OSA sostiene questa iniziativa popolare. Quindi anche se noi ci vediamo, per dire fra virgolette, cioè io posso parlare con lei come si era reso disponibile. Però naturalmente se non vede protocollata penso che sia difficile venire a firmare, giusto? Sì. Ma come mai, mi scusi la domanda, cioè gli altri comuni hanno aderito e ci sono già comuni dove si può firmare, a Trieste no? Guarda, io questo non glielo so dire, perché effettivamente noi ci siamo parlati quella volta lì, poi dire la verità ci siamo scritti qualche volta. E come massa protocollo io questo non lo so dire, non essendo poi io l'autore delle firme, no? Ho capito. Va bene, comunque in ogni caso appena ho risolto un po' di cose ci sentiremo e casomai ci vedremo di persona. Volentieri.
Bene. La ringrazio tanto, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Ho dunque una mail, dice: l'ultima bravata degli inutili idioti che creano disturbi e si lanciano in acqua con la bicicletta, che immagino sia rubata, basterà? Questo per quanto riguarda disagi e disordini giovanili o meno, soprattutto di notte. Io noto davvero una maleducazione esagerata. Racconto questo episodio personale, anche se in genere non lo faccio. Come lei sa, Bernardo, io vado a lavorare molto presto la mattina, sì. E ci sono dei mezzi particolari che portano ai lavoratori. E ieri mattina alle 4:40, 4:50 di mattina salgono questi 3 ragazzi, no? 4:50? Sì, di mattina. Così presto io. Okay. Di mattina salgono questi 3 ragazzi stranieri, insomma. Al che noi diciamo: guarda che qui è solo per il personale, no? Lei non potete salire su, no? Comunque era... Mamma mia, che storia hanno fatto, con un'arroganza, no? Comunque siamo tutti dei signori, no? Cioè, barba bianca, insomma, però non c'è proprio quel rispetto, no? Proprio un'arroganza fuori luogo. Cioè, uno è venuto verso di me e ha detto: guarda, insomma, lascia perdere, no? Cioè, proprio avevano bevuto tutta la notte, io capisco, anch'io ho dei figli giovani, insomma, capisco tutto, però c'è proprio un'arroganza, un non rispetto, una tracotanza che va oltre. Questo davvero infastidisce tantissimo. Io mi sono fastidito tantissimo ieri mattina e questo è un peccato. Questo deve avvenire per forza attraverso la scuola, attraverso la famiglia e anche attraverso l'istituzione, secondo me con punizioni più severe. Sai, io penso che per dei ragazzi così, che sono così arroganti, no, fare dei servizi socialmente utili, veramente scopare per terra, che è super dignitoso tra l'altro, però per persone così sarebbe una bella lezione. Va bene. Interessante. Abbiamo un'altra telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Dottor Bulotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Sono perfettamente d'accordo sui servizi sociali. E dovrebbero farlo tanti genitori anche, non basta i figli, anche tanti genitori, basta girare per strada per vedere cosa succede. E un'altra cosa, l'altra settimana c'era Giorgi e ha detto che non è mai stato fatto un conto economico, un piano economico sul territorio libero di Trieste. Allora, con la miseria che c'è a Trieste attualmente, vediamo un attimo le entrate dei tasse, quanto paga Trieste in tasse. Allora, ogni cittadino italiano mediamente versa 14.000 euro all'anno in tasse, 14.000 euro all'anno in tasse, poi come quella di Polli, no? Qualche regione pagheranno i 6-7.000 euro e qualche altra regione pagherà i 30-40.000 euro, ma la media fa 14.000 euro. Moltiplicato basta saper fare un po' di aritmetica, non occorre essere professori di matematica. 230.000 abitanti per 14.000 euro, fanno 2.760 milioni e non è stato messo ancora sul mercato internazionale il Portofranco Nord, perché quello che viene fatto in Portofranco Nord è in violazione del trattato di pace. Nessuno tira fuori, io tante volte ho detto: leggiamo il trattato di pace con i suoi allegati, anche quelli nuovo via. Gliel'ho scritto, leggetevi il trattato di pace, quello che stanno facendo in Portofranco Nord è in violazione di legge. Allora tanti dicono, perché sa cosa mi dà fastidio, come prima il signore che con lei parlava di rispetto, il subgoverno amministratore italiano non ha rispetto per Trieste, non ci rispettano, non ci hanno mai rispettato dal 1954 in poi. Non ci hanno mai rispettato, questo mi dà fastidio, e sentire qualcuno come Onsel che ci danno dei soldi, a me non mi ha mai mantenuto nessuno, e sentire che sono un mantenuto mi dà fastidio, voglio onestà da parte del governo italiano, e noi non solamente potremo, altro che fare nuovi ospedali, altro che fare nuove scuole, ci stanno derubando annualmente, ma qualche miliarduzzo va via ogni anno, non sono bazzecole, con la miseria che c'è, mettiamo le concessioni del Portofranco internazionale sul mercato internazionale, vedete quante industrie di ultima generazione o di trasformazione o di assemblaggio si fanno avanti? Il governo ci sta derubando,
Dal 54 in poi ci hanno portato via tutto e con la miseria che c'è ancora così riescono a portarsi via qualche miliardo ogni anno, altro che piano economico. Mi faccia parlare con Giorgi, mi faccia parlare, vediamo il piano economico. La ringrazio e spero in una risposta. Va bene, a Giorgi lo può contattare privatamente. Sì, adesso io voglio voglio che questa trasmissione sia il punto di discordia tra litigi personali, perché lui ha detto la sua e poi chi di dovere del TLT o del Movimento Trieste Libera dirà la sua a sua volta, scusate il gioco di suo. Giorgi lo può contattare sempre, sì. Poi insomma, poi Giorgi ha detto le sue, ripeto, sarà magari replicato. Sì, conti onestamente non mi sento di poterli fare io. 2 miliardi, come diceva il telespettatore, e passa. Solo quelli sono pochi per mantenere una città, perché la manovra di bilancio regionale sono 4 miliardi e 6, regionale, quindi tutta la regione. Sì. Noi facciamo... Però ci sono anche poi tutti gli stanziamenti nazionali ed europei, visto che mi pare di aver capito che l'Europa non è aspetto gradito a chi sposa la causa indipendentista, credo che 2 miliardi non bastino. Ovviamente c'è tutto il porto che copre, quello senza dubbio. È un discorso molto molto complesso, è un discorso che va approfondito, ma sono già state approfondite parecchie volte, va sicuramente molto oltre quel che sono le mie competenze. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo qualche minuto, torneremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, oggi è lunedì, 1 giugno, primo giorno del mese. Quando il primo giorno del mese combacia col primo giorno della settimana? Non so, mi strappa un sorriso, senza motivo, perché si sa che i buoni propositi cominciano o il primo del mese, o il primo della settimana, o il lunedì. Oggi sono tutti e tre, e quindi i buoni propositi era che mi funzionasse il computer dalle 6:50, in verità deciso primo giugno, primo giorno della settimana, dai. Lei scrive, no? Vedo che ha un'agenda. Sì, un'agenda. Non ha un'agenda elettronica. No, la mia scrittura però fa davvero schifo. Ma scrive misto italiano, misto brasiliano? Mi scrivo un po' tutto, sì, ogni tanto qualche doppia salta, ma sì, io scrivo. Glielo domando perché so che sta lavorando a un progetto che ha a che fare proprio con il mantenimento della cultura della scrittura. Sì, allora questo era un mio pallino di parecchi anni fa. Poi non sono riuscito a portarlo avanti per svariati motivi, ma anche forse per inesperienza politica che ho acquisito in questi 5 anni. Allora ho incontrato una signora, che la incontrai ancora tanti anni fa, che è una grafologa che lavora in tribunale, ma in questa associazione sono grafologi di tutti i tipi, anche quelli che insegnano a scrivere ai bambini, ai ragazzini. Allora l'idea mia era questa qua, siccome ovviamente con questi marchingegni, quei telefoni e con il computer si perde un po' quel che è l'abitudine di scrivere, e lo scrivere non è solamente un discorso manuale, ma va a lavorare anche tutto su una parte del cervello molto importante che va allenata. Allora la settimana scorsa parlavo con questa signora, sarà mia premura incontrare se non questa quell'altra settimana, capire un po' come si potrebbe strutturare dei corsetti all'interno delle scuole. E come si parlava prima, secondo me sarebbe ideale nelle scuole medie. Rido perché stavamo durante la pubblicità parlando di lui, è venuta fuori una battuta. E quindi poi chiederò all'assessore De Blasio, per quel che riguarda la sua competenza, le scuole di sua competenza, in modo da iniziare un discorso di questo tipo, no? Cioè fare adesso, non so, strutturare un ufficio per 1 volta a settimana, 2 volte a settimana, cioè girare per le scuole, in modo da fare questi corsetti ai ragazzini che cominciano a utilizzare il telefono e si dimenticano un po' quel che è la scrittura, no? E quindi penso sia una cosa carina anche per loro, perché è un qualcosa di divertente, e penso che è un progetto che ai genitori piacerà un sacco. A me piace tantissimo e lo porterò avanti con grinta, perché penso che il gioco vale la candela. Così può tornare, diciamo, la moda di scrivere la lettera alla persona amata. È bellissimo, no? Scrivere la lettera col profumino, quelle cose, lo sticker. È bellissimo, quindi io penso che sia... il messaggio, WhatsApp. Sì, che è comodo, lo uso è comodo, no? Non demonizziamo. Ancora peggio i vocali che, come lei sa, io li mando. Io li odio. Io li mando, no, per dire, però effettivamente è bruttissimo. Io penso che bisogna un po' ritornare, per quello che si può, alle origini, quindi
come diceva appunto, si parlava prima, le medie potrebbe essere un buon slancio, cioè vediamo magari in quinta elementare, però come si parlava in elementare tanti ragazzi non hanno più il telefono, insomma, quindi in realtà sì, penso che sia un bel progetto da portarlo avanti non solo a livello locale, perché una volta se funziona si può portare a livello regionale, insomma, no? Quindi sarebbe una cosa, per me è una cosa interessante, mi è molto piaciuto l'incontro la settimana scorsa e lo porterò avanti con grinta e caparbietà. Dopo la telefonata le spiego perché odio i vocali. Sì. C'è un concetto alle spalle. Buongiorno, chi è in linea? Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Prego Luigi. Buongiorno. Volevo fare una domanda al suo consigliere. Sì. Ecco, non so se ha sentito che a Cagliari c'è un positivo di Ebola, no? Sì. Ecco, non sarebbe il caso di mettere un'emergenza sanitaria? No, perché qua c'è gente che va a trovare i parenti nel Congo, tornano indietro, contaminano nel viaggio tanta gente, cioè è una situazione che si sta prendendo sotto gamba, no? Perché se noi sappiamo che l'Ebola non ci sono medicinali che possa curarla, cioè è molto pericolosa, allora facciamo qualcosa in quel senso là, di far stop all'immigrazione sanitaria e non può entrare più nessuno, capisci? Non può entrare, non possiamo accettare più clandestinità migrante, cioè facciamo una formazione in quel senso, perché qua si sta sottovalutando una pericolosità immaginabile, ne abbiamo già passato una pandemia, no? Capisci? Allora cerchiamo di mettersi al corrente e al riparo, perché secondo me non c'è da scherzarsi sopra. Certo. Va bene, salve. Grazie Luigi. Allora, posto che leggevo proprio prima di arrivare, c'era un sospetto Ebola, ma non Ebola, in effetti adesso... Questo qua? Sì. Ah, non è Ebola? No, prima di entrare qua, non avevo visto l'aggiornamento, ho letto prima di entrare qua e ho letto non è Ebola, quindi, al di là di questo. Al di là di questo, effettivamente quello che ha detto il signore sono una cosa abbastanza seria, interessante, che si dovrebbe effettivamente cominciare ad attuare. I clandestini comunque sono clandestini, entrano per conto suo e quindi non è... comunque di base non potrebbero entrare, no? Però effettivamente con questi possibili casi di malattie, di virus che potrebbero entrare nel paese, penso che si potrebbe... Cagliari, sospetto caso di Ebola, in città negativo il test sul sangue del paziente rientrato dal Congo. Sì, quindi giusto, insomma, no. No, vabbè, insomma. Però... Ciò non toglie la gravità e la serietà della situazione, insomma, sicuramente insomma, ha ragione il signore, insomma, bisognerebbe pensarci un po', di capire come si potrebbe fare una cosa del genere, insomma, non è così semplice sicuramente, perché se emergenza non c'è, capito? Però certo, è difficile creare lo stato di emergenza se non c'è, però effettivamente questo potrebbe essere un campanello d'allarme. Una sì. mail dice: buongiorno, premetto che adoro i cani e che fino a qualche anno fa ne avevo uno, scusate se sono di profilo, ma devo leggere le mail da un altro monitor e non da quello che... Ma non è male, era anche di profilo, sa Bernardo? No, vabbè, lasciamo stare. Volevo chiedere se l'amministrazione comunale o la regione, essendo autonoma, potrebbe emettere un'ordinanza che obblighi i proprietari di cani malossi o comunque di grossa taglia l'uso della museruola, visto gli ultimi episodi a Barcola, e in seguito il patentino come già c'è in tanti stati europei. Ma la museruola è obbligatoria già di suo, no? È obbligatoria, se sali sui mezzi sì, per camminare per città non lo so. Immagino di no, signora, no. Altra mail dice: sinceramente non si riesce a capire come mai a Trieste si continui ad accettare la scandalosa situazione che coinvolge le corsie preferenziali di bus e taxi, le fermate dei bus sempre piene di macchine e camion, via Mazzini, entrano tutti meno chi dovrebbe controllare. Continuare a dire che ci vorrebbe più coscienza civica è come voler dire che non si vuole almeno tentare di risolvere il problema. So che sulle preferenziali apro un cancello aperto. Secondo me proprio... No, in realtà io sono... Tra l'altro non volevo ripetere qua perché ho detto la volta precedente, ma c'è una mia mozione che sto preparando, l'ho già finita, assieme al mio amico Simone e alla consigliera Crismani Cristiana. Presenterò questa mozione per cercare di fare uno studio di fattibilità sulle corsie preferenziali vere, però
non perché tutti la preferiscono, perché oggi è così, no? Una corsia preferenziale che vada là dove si può, adesso mi viene in mente da Piazza Garibaldi fino alla stazione. Come sapete la corsia preferenziale piccolina, quella di fronte alla famosa pescheria in Corsa Italia, l'abbiamo liberata. Non è una corsia che gli autobus utilizzano tanto perché è piccolina, però almeno le macchine non sono in seconda fila, quindi creare una vera corsia unica fino giù, così i conducenti di linea lavorano più in serenità e il servizio migliora ancora di più, premesso che il servizio è già ottimo. Sulla via Mazzini, signora, io ho fatto tante, non so se è una signora o un signore, io ho fatto tantissime battaglie e non molo, ho fatto un incontro anche con il comandante della polizia locale, vicecomandante, sulla via Mazzini. Io ho chiesto delle telecamere, un po' come accade in tante città europee, cioè tu entri dentro, se non sei autorizzato ti arriva la multa direttamente a casa. C'è da risolvere un grosso problema del carico-scarico. Se il signore non lo sa, si ricorderà Bernardo, qualche anno fa avevamo fatto 800 fotografie e abbiamo fatto, il titolo poi era i furbetti del parcheggio catturati dal web, una cosa, è venuto fuori un pandemonio, perché effettivamente la gente va in via Mazzini, si parcheggia e sta lì, dalle 9 di mattina alle 12 e poi dalle 15 alle 19, no? Proprio i parcheggiatori seriali, no? E quindi queste cose bisognerebbe evitare. Io ho parlato più volte con la polizia locale, mandano un po', poi alla fine, sai, non si può sempre, però bisogna trovare una soluzione strutturale, perché la signora ha perfettamente ragione, è una situazione intollerabile. Un autobus del trasporto pubblico non può fare da Piazza Goldoni alla Marina in 6-7 minuti in una via di pochi metri, perché le macchine sono intasate, devono fare gincana, si rischia di rompere lo specchio, intasamenti, quindi è una via davvero problematica. E signora, guardi, questo le posso garantire, è il mio massimo impegno affinché si riesca a risolvere almeno in parte questo prima della consigliatura. Quindi ancora un anno? Ancora detto. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, mi volessi chiedere al signor se può aiutarmi. Prego. Mi abito al principio della salita di via Moreri. Sì. Le ferrovie dello Stato ha un campo dove che c'è una cosa indecente, che viene fuori da quel campo di rami con spini. Non potremo che camminare in strada perché il marciapiedin che c'è fra il campo e il 21 dove che abito è impossibile camminare, viene su macchine, moto, di tutto e noi in mezzo alla strada, veci malandai e volevo sapere se il signor può dirmi come che si può fare per far tagliare il comune. Non è possibile che lo obblighi a mettere a posto, è una cosa indecente. Ok. Signora, guardi, la prendo un attimino ancora che è in linea, se vuole io finisco qua alle 9, tra 10 minuti, e vengo in via dei Moreri, così mi mostra. La guardi, lei non arriva a venire perché non ho tanta salute. Ma lei quando che le arriva all'inizio della salita dove che lei Scovazzoni, dalla parte destra la vedi da solo finché si arriva a entrare al 21. Va bene. C'è pieno di rami con spini che viene fuori da e non si può camminare che in strada. C'è un'indecenza. La guardi, se la può fare da solo, la metto. Vado volentieri da solo. Non è possibile. Le dico allora una cosa. Mille. Se è comunale, insomma si può fare, no? Perché tante volte uno vede un campo, magari è privato, magari è regionale, magari è ferrovie, magari no, però nel caso in cui fosse comunale sicuramente porto avanti. Vediamo se qualcosa nelle mappe ci può aiutare. Allora, se non ho capito male, siamo praticamente qua, no? Qua ci sono i cosiddetti Scovazzoni e qua comincia la salita di via Moreri. Immagino che il campo sia questo, però non ne ho certezza. Probabilmente sì, perché è recintato. Vediamo se c'è un cartello ferroviario. Sì, perché dice che camminare in strada. Così, no? Marciapiedi e quindi magari tutta questa vegetazione che viene fuori. Vediamo se riesco Sì, credo che sia ferrovie, è il cosiddetto font delle ferrovie dello Stato, no? Sì. Quindi dovrebbe essere qui. Lo vede già per il fatto che ferrovia è un problema. Perché è difficile il dialogo, no? È difficile il dialogo
Comunque io mi informerò nel caso in cui fosse ferrovia, ecco signora, sicuramente è un po' più problema. Sì, il fonte lì delle ferrovie effettivamente. Sì, quello verde, sì, rosso, sì, bianco, sì. no? Però, Questo qua dovrebbe essere. Però effettivamente essendo, è grandino anche. Beh, insomma sì, l'Italia ha un suo spazio qui. Però magari poi se ferrovia che ha ceduto il comune, insomma tante cose, io mi informerò signora, le ripeto, qualora fosse possibile sicuramente chiederò agli uffici del Verde un taglio, quantomeno almeno ai bordi insomma. Nei bordi, no? Sì, quantomeno ai bordi. Ma si può? Cioè, no, per gli altri no. No, dico, cioè, se dal mio terreno, adesso dico, il terreno delle ferrovie, la vegetazione va oltre, va nel marciapiede, il comune può tagliare filo marciapiede o no? Il privato può tagliare filo marciapiede, il comune diventa un buon problema. Perché potrebbe, insomma, se va là il privato, perché è come la rosa che spunta foraggiera, se spunta fuori la puoi tagliare, ecco, non incorri in sanzioni e neanche in furti per dire, no? Però un ente che faccia questo è piuttosto complicato, no? Quindi, però, quindi andiamo io e lei a tagliare. Ho già fatto con Giovannini, una volta. Anch'io ho già fatto. In via Cordaroli abbiamo tagliato l'edera. Anch'io l'ho fatto in via Ginazzica, la Strettoietta, lo specchio veniva coperto dall'erba e abbiamo fatto questa cosa così leggiadra. Andiamo a sentire un'altra telefonata. Buongiorno. Buondì. Sì, buongiorno, sono Gabriela Largo Barriera. Buongiorno, sono Gabriela, buondì. Tempo. Prego. Io sono che un po' persa veramente, non tutti i giorni riesco a alzarmi presto per guardare la televisione e fare le mie cose, anche sto stirando anche. Bene, vi dico una cosa, io sto chiamando questi ultimi giorni per la Madonnina della Piazza Garibaldi, che voglio che tolgano le infioriture secche di questa Madonnina, che l'hanno messo l'8 dicembre e c'è un plastico che appende di là, è veramente bruttina da vedere quella situazione e vorrei che si faccia, però non so, a circoscrizione questo messaggio l'ho mandato alla fine in gennaio. Io so che da circoscrizione è uscita la richiesta per voi, ma per il comune, no per voi, è il comune. Sì, io non l'ho visto, Però il fatto è che questo continua a essere così, perché questa infioritura non solo in quel momento forse non era secca, però già il plastico, già appendeva il plastico della corona, quindi è brutto da vedere. Un'altra cosa in più, che abbiamo qua un ragazzo che fa un'attività, quello l'ho visto ieri sera dalla mia finestra e sentivo parlare, ieri è una serata che veniva il temporale era fresco, quindi ho aperto, era mezzanotte più o meno, ho aperto lì per areggiare un po' la casa e sotto la mia finestra c'erano dei ragazzi che facevano commercio, si immagina che commercio, no? E quindi vedevo lì, uno diceva non avete lasciato dormire la signora. La signora, io ho gridato, la signora adesso chiamerà la polizia. Dopo non ho chiamato loro, sono andati via, no? Ma per questo signor che fa questo ragazzo che fa il negozio è già segnalato tante volte e tutto, io continuo a vederlo fare il commercio qua in zona e non mi piace questo, veramente non mi piace, non mi piace vederlo dalla mia finestra, vedere ragazzini giovani nostri che possono essere anche i miei figli, no? Vederli lì con questo. No, non mi piace. Ha ragione. Io ho parlato con la polizia, non credo 10 giorni fa, gli ho detto dove era nascosto, perché ho seguito questo ragazzo che faceva il commercio, l'ho seguito per vedere, dico perché cammina con questo ragazzino così velo? E camminava fino a un posto dove era sicuro, ho chiamato alla polizia, ho detto, e la polizia mi ha detto che già lo avevano controllato, però non aveva niente, certo poi le cose le ha un'altra parte, no? Sì, chiaro. Il negozio fisico lo ha un'altra parte e quindi non mi piace, a me veramente questa cosa non mi piace. Non so, bisogna fare qualcosa oltre al bar che abbiamo che fa musica latina fino tardi. Che è stato sabato o domenica. Ma quale bar? Piazza Garibaldi. Quello in Piazza Garibaldi.
Ah sì? Piazza Garibaldi. Grazie signora. Grazie. Si può fare qualcosa? Allora guardi, polizia locale magari? Allora le dico una cosa, signora Gabriele, se non sbaglio, siccome chiama spesso, Sì. io Roiano l'abbiamo sistemato perché, cioè nel senso non vado a Roiano perché abbiamo già visto attraverso la schermata che probabilmente è Ferrovia, mi informerà in via dei Moreri, sì, scusami. No? Allora io siccome ho un appuntamento in barriera, io finisco qui alle 9, sarò lì in barriera, in quel bar però dove c'è quel negozio di scarpe con lo slarghetto lì. No signora, se vuole venire a trovarmi le offro un caffè così magari mi spiega di persona. Lì praticamente 10 minuti, quindi 9:15 io sarò lì, là della fermata della 48-37 per capirci, insomma, no? Quindi magari mi spiega di persona. Sì, sicuramente avviserò il comandante della polizia locale, avviserò anche la polizia, conosco tantissimi anche della Digos, ma vede in realtà questi ragazzi ogni volta che segnalo qualcuno, e lo faccio spesso perché anche a me fastidisce tanto, in genere la polizia hanno già tutto, sanno già tutto, hanno tutto lasciano un po' perché poi vogliono beccare quello più grande, insomma c'è tutto un monitorare molto importante, però è ovvio che bisogna sempre segnalare perché magari non sono a conoscenza di questi signori qua sotto la finestra del signore. Poi signore, io le consiglio di non seguire queste persone, però insomma no. Magari con lo sguardo. Con lo sguardo sì, insomma. Però ecco così signora, io sarò lì alle 9:15, sarò là della fermata 48, se vuole ci prendiamo un caffè e mi spiega. Ancora una telefonata, poi pubblicità, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Sì, buondì. Buongiorno, a lei e al consigliere Medau. Volevo parlare con il consigliere Medau. Sono Lucio. Sì, arrivo, le faccio subito. Buongiorno, volevo parlare con il consigliere Medau. Prego. Sono Lucio. Qualche mese fa dovevamo andare a Longera a fare uno spuntino e poi tornare per l'asfalto. Vero. Non so se si ricorda. Mi ricordo. Poi in strada di Guardiella, alla fine di strada di Guardiella, a destra andando in giù al numero 6, c'è una buca, una pozza grande. Lei aveva detto che veniva fatto qualcosa. Sono già 1 mese e mezzo, 2 mesi che ci siamo sentiti, ma non ho visto nessun miglioramento. Lì è molto pericoloso, cioè lì c'è veramente da fare il marciapiede. La buca, poi dopo c'è anche una grande buca, il tombino per entrare nella zona del Boschetto. Quando esco, vado giù dalla strada di Guardiella, che entro nella rotatoria, anche lì c'è il tombino fuori, sotto, è una cosa tremenda, cioè non si può andare avanti in questo modo qua, cioè veramente è una cosa indecente. Torno a ripetere, la strada per l'Orsola. Poi un'altra cosa ho visto, che la via Marchese di Chi è una strada transitata dagli autobus delle Croce Rosse, è una cosa pietosa, ci sono i tombini 10 centimetri sotto. Passavo con la macchina. La differenza di tenuta alcune volte le ruote finiscono giù. Allora, il signore ha perfettamente ragione, gli dico, allora abbiamo fatto, ad esempio via Marchesete, abbiamo fatto un sacco di toppe, perché in effetti la stazione era lì siamo riusciti a fare, sulla strada di Guardiella. Io sono passato in realtà, poi era vero che ho detto al signore, magari ci facevamo un giro assieme in autobus, mi sono totalmente scordato, ma perché poi non ci siamo scritti, effettivamente. E per quel che riguarda le buche che dice il signore, io l'ho segnalata all'ufficio e loro come mi mandano, è in procinto di fare oppure è già all'interno del piano triennale delle opere, è ovvio che io lo do per assodato, magari passa un po' di tempo, ma sicuramente viene fatto. Ecco. E devo dire la verità, sul fatto delle strade, devo dire la verità, il signore ha ragione, insomma, no? Sono un po', le strade sono messe in difficoltà, ma le assicuro che come potete vedere tutti, già adesso via Carducci una parte è stata fatta, via Bramante è stata fatta, la stanno facendo, insomma, quindi si comincia un po' a lavorare un po' su tutte le strade, quindi sicuramente sarà mia premura insistere affinché si faccia anche strada di Guardiella. Bene, dovevamo andare in pubblicità, grazie a Marcello Medau, grazie con noi questa mattina. Grazie, buona giornata a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi. Grazie Medau, a presto, noi ci fermiamo per la pubblicità, saremo tra poco in compagnia del consigliere regionale di Patto per l'autonomia civica Friuli Venezia Giulia, Enrico Bullian. Dico,
Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 9-8 minuti. Do il buongiorno e il benvenuto a Enrico Bullian, consigliere regionale di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Ben trovato. Buongiorno a lei e ai telespettatori. In Consiglio regionale avete approvato la cosiddetta multisettore, la Omnibus, che ha ridistribuito una serie di poste, o meglio anche attribuito a diversi argomenti un finanziamento o spostato da altri, e vi apprestate poi a quella che sarà la manovra di bilancio di luglio. Solitamente più corposa. Questi anni vedo che ogni manovra è quasi una finanziaria, cioè si tocca il miliardo anche, no? Anche si supera. Anche si supera. Sì, cosa mi dice in maniera generica di quelle che saranno le discussioni poi anche affrontate in commissione rispetto a questi grossi importi di luglio? Bah, non ci sono state su questo ancora grosse anticipazioni. Sappiamo che negli ultimi 2 anni abbiamo superato il miliardo nella manovra estiva, a cui si sommavano altre centinaia di migliaia di euro nelle manovra autunnale, quindi sono cifre davvero importanti, con un bilancio che supera i 6 miliardi con la finanziaria, e quindi ci sono molte risorse. Personalmente io ho sempre perorato la tesi, finora invano, però di ammorbidire, mettiamolo in questi termini, la pressione fiscale, cioè mettere meno le tasche, i soldi nelle mani nelle tasche dei cittadini e delle imprese, in particolare per quanto riguarda l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP per le imprese, invece in questo caso, dal momento che comunque avremmo una leva di bilancio considerevole, quindi si potrebbe sottrarre qualche iniziativa non prioritaria per la regione e riusciremmo magari a rilanciare di più i consumi per le famiglie e gli investimenti per le imprese. Dal momento che noi abbiamo delle manovre finanziarie che rispetto a qualsiasi altra regione a statuto ordinario non sono nemmeno comparabili. Io ricordo che c'è stata di solito le manovre hanno sempre in qualche modo una linea, anzi una misura principe. Ricordo che una delle recenti era quella sulla famiglia, la cosiddetta shock, che poi è venuto fuori shock, boom, indifferente, che aveva a che fare con tutta una sorta di stanziamenti alle donne, alle mamme, alle neomamme, chi aveva 30, chi sopra i 30, chi sotto i 30, per incentivare la natalità. Divise per fasce d'età, no? Si aspetta qualcosa anche in questa manovra estiva, cioè una misura che faccia un po' da aprifila, poi tutta una serie di altre che saranno corpose o meno corpose, ma una principale, si aspetta qualcosa del genere? Allora, so che stiamo parlando solo nel campo delle ipotesi. Chiaramente, di shock rispetto a quella manovra a cui peraltro io ho votato anche favorevolmente, nel senso che non avevo un motivo reale per contrastare una misura sostanzialmente di tentativo di supporto alla natalità, che sappiamo essere molto complicato, e penso che anche chi l'ha proposta, cioè il destra-centro che governa la regione da oltre 8 anni, sia consapevole che non è che il tasso di fecondità dall'1,2, che è un tasso molto basso, siamo tra l'altro fra le regioni assieme alla Liguria con l'anzianità più sviluppata a livello nazionale, in un'azione che è già vecchia rispetto ai trend generali, quindi non è che questa manovra sarà veramente shock, così è stata ribattezzata sulla stampa, e Federica, che da questo punto di vista è molto abile, ci ha abituato a individuare una misura all'interno di ogni manovra di bilancio che possa essere usata da lui e dalla sua maggioranza molto bene sui media, quindi probabilmente continuerà così anche nei ultimi 1 o 2 anni di legislatura. Vediamo cosa succederà, perché come è noto si è parlato molto di chiusura anticipata della legislatura. Quanto ci crede? Poco. A mio avviso si arriverà a conclusione o quasi a conclusione di mandato, magari con gli ultimi mesi gestiti dal vicepresidente, però
non penso si acceleri particolarmente per un anticipo marcato della legislatura, tipo come dovesse finire in primavera 2027. Perché questo andrebbe a in qualche modo creare un election day con le politiche, alcune amministrative fra cui Trieste, le provinciali che dovrebbero essere, no? Anche il prossimo anno in teoria. Sulle provinciali si potrebbe aprire un dibattito a parte, dal momento che si è parlato addirittura in una fase di qualche settimana fa, forse qualche mese fa, che il possibile voto era nel 2027, dichiarazioni di Fedriga e di Roberti, nel 2027 ove non potesse essere prima. Credo che ormai sia completamente scartata l'ipotesi 2026, adesso riparte il giro nelle commissioni, perché il disegno di legge che aveva approvato la Giunta era stato momentaneamente congelato dopo le dichiarazioni molto forti di Ciriani sulla stampa, che sostanzialmente denotavano una contrarietà alla reintroduzione delle province senza competenza, era questo il tema, o con pochissime competenze, cioè quelle attuali delle EDR. Ciriani criticava sostanzialmente il cambio nome da province cioè da enti di decentramento regionali a province. E in effetti per la fase iniziale questo sarà, perché il DDL non è stato modificato dopo la prima approvazione in Giunta, adesso farà il giro, dopo del Consiglio delle Autonomie Locali, farà il giro delle commissioni, però il punto di partenza è enti molto svuotati, almeno in fase iniziale, con due competenze a cui si aggiunge una terza che io considero importante. Le due competenze sono quelle che storicamente già hanno le EDR e che precedentemente avevano le, fra virgolette, vecchie province, cioè edilizia scolastica superiore per intenderci, e viabilità di competenza. La terza che andrebbe già aggiunta e che secondo me è fondamentale, potrebbe far dare una lettura positiva a un ente che da sempre è considerato dagli italiani come un ente poco significativo nella gestione della pubblica amministrazione rivolta ai cittadini. Però a mio avviso questa terza funzione, che è il supporto ai piccoli comuni, che possa essere anche una stazione appaltante, che possa fungere, che ne so, per le pratiche di esproprio, questo diventa davvero fondamentale per enti di medio-piccole dimensioni, perché se da una parte non si è voluta fare l'accompagnamento perlomeno a una riforma e una riorganizzazione completa dei piccoli e medi comuni, che dal mio punto di vista ormai sono enti superati, e chi è cittadino di un piccolo o microscopico comune è un cittadino di serie B, perché fondamentalmente ha meno servizi e non c'è più campanilismo che possa tenere. Non puoi pensare di specializzare la pubblica amministrazione. Per i livelli ai quali siamo arrivati serve molta competenza per lavorare nella pubblica amministrazione se hai 2, 3, 5 dipendenti con meno di 1000 abitanti. Diventa, a mio avviso, una sorta di presa in giro dei cittadini, giocata sul tema dell'autonomia. Ma autonomia di che, mi chiedo, perché effettivamente se poi non si riesce nemmeno a fare un appalto né di servizi né di investimenti e le opere pubbliche stanno ferme, e questo è tutto certificabile, perché sappiamo che soprattutto nei piccoli e piccolissimi comuni gli avanzi di amministrazione crescono. Questo significa che non riescono a impiegare le risorse certificate dalla Corte dei Conti, ad esempio, non riescono a impiegare le risorse che anche e spesso la Regione mette a disposizione. Quindi teniamo fermi dei soldi nei cassetti dei comuni piccoli e medio piccoli. Questo ha senso? Io credo di no, e credo che nel 2026 serva a ripensare la rete dei comuni. Chiaro che poi hanno un'autonomia, quindi bisogna indire i referendum fra gli eventuali comuni che vogliono
aderire a una fusione, ma credo che esatto. Infatti io lì volevo il percorso sia questo, perché le altre sono tentativi di scorciatoia che poi non ci portano all'obiettivo di un efficientamento, certo, cioè tutte le comunità, le unioni, i convenzionamenti. E poi alla prima litigata fra sindaci salta tutto. Ma infatti volevo domandarle questo. Sono cose che ho vissuto in prima persona, quindi conosco bene questo da ex sindaco di un piccolo comune. Quale comune? Me ne ricordo. Turiaco. Ecco, Turiaco. Però io ricordo questo, che la proposta che adesso lei ha fatto, cioè di arricchire le future province di una competenza che possa essere un supporto ai piccoli municipi, come mi ha detto un attimo fa. Nell'incapacità di aver accompagnato un processo di fusioni, sì. Ecco, però questo va in qualche modo a dover mettere una toppa sul fatto che i tanti piccoli comuni, in un processo di riforma degli enti locali che evidentemente non ha avuto il suo completamento, almeno come si era ipotizzato all'inizio, non si sono voluti fondere assieme. E quanto è vera questa cosa qua? Cioè i piccoli comuni, per questioni di campanile, per questioni di rivendicare la propria autonomia, la propria storia, il proprio territorio, non hanno avuto mai quell'entusiasmo nel dire facciamo il consorzio fra 3 comuni vicini e creiamo, diciamo, un'unica struttura, come diceva lei, che non è che c'è un sindaco per tutti e 3, ma che almeno metta assieme le competenze e possa dire io ho quello che sa fare i bandi europei, tu non ce l'hai, te lo metto a disposizione, tu di contro hai l'urbanista che io non c'ho. Non c'è stata per una questione di gelosie? Beh, in parte anche, e questo è innegabile, in micro parte c'è stata, perché alcune fusioni di comuni abbiamo la testimonianza che ci sono almeno due consiglieri regionali in carica adesso che hanno seguito il percorso di fusione dei propri comuni e poi sono diventati sindaci del comune fuso. Mi riferisco tra l'altro a 2 esponenti di destra, Anzil e Bormeier, no? Sì. E poi anche più vicino alle mie parti c'è il caso di Fiumicello, Villa Vicentina, no? Esatto. Che è andata in porto negli anni passati. Quindi in minima parte ci sono stati dei casi. Poi in grande parte questi processi sono stati osteggiati sia dalle amministrazioni comunali in carica, per motivi a mio avviso prevalentemente di campanile, si è mancato l'accompagnamento però della regione. Da questo punto di vista non ho mai sentito Roberti spingere su una campagna favorevole alle fusioni. Lui eventualmente si è dichiarato non contrario a percorsi di fusione che non ci sono. Lui si limita a... Cioè c'è questo strumento, c'è chi vuole lo utilizzi. Sì, e eventualmente la regione è disponibile a finanziare. Sostanzialmente, come vediamo, nel periodo dell'amministrazione Fedriga non è successo nulla di tutto questo, perché sappiamo anche che se non c'è la regia e se non c'è una spinta anche a livello alto, non solo basso, è difficile che le amministrazioni comunali si mettano in moto. A livello teorico potrebbero farlo i cittadini, quindi stimolando le amministrazioni comunali che non hanno un interesse direttissimo a, come dire, ridurre il numero degli amministratori, dei sindaci, cioè c'è una sorta, no? Sì, c'è un poco di freno. Di freno che esiste. Anche freno politico, diciamo pure. Se invece mettessero, a mio avviso, al centro i servizi che vengono erogati ai cittadini e gli investimenti che si riuscirebbero a fare in caso di un ente un po' più strutturato, perché poi non è che stiamo parlando di creare delle metropoli, no? Certo. Stiamo parlando di creare dei comuni, perché con una popolazione, che ne so, di 7, 10, 15 mila abitanti, noi abbiamo il 50% dei comuni che avrà meno di 5.000 abitanti, no? Sono pochissimi comuni in Friuli Venezia Giulia che superano i 15.000 abitanti, vero. Si contano sulle dita delle mani, no? Sì. Quindi questa situazione, a mio avviso, andrebbe revisionata, perché altrimenti c'è sempre il cane che si morde la coda, e quindi in una fase di vacche oggettivamente molto grasse, le risorse che poi effettivamente si sono tradotte in servizi e opere pubbliche avrebbero potuto essere di più rispetto a quelle che siamo riusciti a realizzare,
con l'aggravante che in una fase inflattiva quelle risorse sono state anche erose dall'inflazione. È vero. Cioè, sono innumerevoli gli esempi che potrei portare di opere pubbliche ferme anche da 10 anni, e poi ci troviamo spesso, proprio in occasioni delle leggi di bilancio, a dover riconfermare contributi a quel comune piuttosto che all'altro comune, magari ridestinando la spesa o finanziando un pezzo in più, perché quelle risorse non sono più sufficienti a fare l'opera pubblica inizialmente pensata, no? Dobbiamo andare in pubblicità, ma torneremo tra poco, qualche minuto. Torniamo in diretta dunque, come detto, in compagnia di Enrico Bullian, consigliere regionale del gruppo di Patto per l'Autonomia Civica Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Niente, solo un ritorno d'audio, se c'è qualcuno poi in linea lo andremo a sentire. Parlavamo delle province, parlavamo di quello che potrà essere il futuro a livello di competenze. In passato, prima di abolirle, come diceva Bullian, avevano le competenze storiche dell'edilizia scolastica, la viabilità dei trasporti, poi ricordo c'erano anche delle politiche forestali, seppur calmierate in determinati territori. Che è il piano dei rifiuti e di dimensionamento scolastico. Esatto, poi c'era anche i trasporti scolastici, sì. Certo, il lavoro, che se non ricordo male era una delle competenze che faceva a capo alla provincia. Ecco, il lavoro, per dire, resterà a capo della regione al 100%, secondo lei? Allora, nel disegno di legge l'idea di fondo che ha l'attuale maggioranza è quella di partire dal 2027 con le competenze, chiamiamole snelle, quindi quelle 3 che abbiamo detto fondamentalmente, inizialmente, cioè edilizia scolastica per gli istituti di secondo grado, e la parte di opere pubbliche inteso strade, competenza sulle strade, manutenzione stradale di tutte quelle attualmente già alle DR, e la parte sui comuni. Questo dovrebbe essere il punto di partenza, al quale via via la Regione potrà cedere ulteriori competenze sulla base di come evolveranno. Su questo credo ci sia uno snodo non secondario, perché poi è molto variabile quello che può succedere. Alcuni, fra cui il sottoscritto, pensa che sarebbe meglio attualmente già pianificare un passaggio di competenza un po' più rilevante, nel senso che poi ci potranno essere degli aggiustamenti, ma altrimenti, adesso non voglio star qua a parlare magari di neoregionalismo e quindi una sorta di centralismo regionale che faticherà a cedere le competenze, però un minimo di rischio lo si può notare in questo. E quindi forse sarebbe meglio riuscire adesso a pianificare una serie di competenze, magari se non vuoi farle passare direttamente nel 27 lo farai nel 28. Però almeno lo dici subito, no? Questo sì, intendo dire. Sì, a mio avviso sì, adesso vedremo come intervenire sul disegno di legge, la discussione inizia questa settimana, quindi anche noi insomma finiremo di leggere il testo e poi formuleremo sicuramente delle proposte, ecco. Ok. All'ordine, diciamo, di questo periodo c'è anche il piano casa, corretto? Sì, diciamo, il discorso relativo all'abitare. Sì, sono fatte le audizioni la scorsa settimana di una miriade di soggetti. Ovviamente non è una novità assoluta, perché abroga una precedente legge, la 1 del 2016, che ovviamente, avendo 10 anni sul settore, chiamiamo casa, alloggi pubblici, comincia a essere un'età che ha bisogno di manutenzione, per usare un lessico legato al tema. Di ristrutturazione, sì. E credo che la proposta abbia anche degli elementi interessanti, perché, come parlava spesso l'assessore, va a intervenire su una zona grigia che non ha bisogno dell'alloggio
di edilizia pubblica classico di Atter, ma non riesce a stare autonomamente sul mercato e quindi sviluppa di più progettualità simili al social housing, e questo è un aspetto positivo, ma non possiamo non denunciare cosa non ha funzionato in questi lunghi anni, se vogliamo fa parte anche di un'eredità purtroppo storica, ma in questi 8 anni che governa Fedriga, le Atter non sempre hanno funzionato, in alcuni casi non hanno funzionato proprio. Io per onestà intellettuale riconosco che Atter Pordenone dà risultati molto migliori, ad esempio di Atter Trieste e Atter Gorizia. E se Atter Pordenone in questi ultimi anni aveva il 5% degli alloggi non locati, che significa chiusi rispetto a quella che sarebbe la funzione di essere assegnati a una famiglia che ha bisogno, certo, e che ha le caratteristiche per entrare in quell'alloggio, viceversa su Trieste e Gorizia quella percentuale quadruplica, quindi superiamo il 20% di alloggi non assegnati a famiglie che avrebbero diritto a, e sappiamo che quelle famiglie a livello regionale sono 8.000, perché sai, se non avessimo una lista d'attesa è un discorso, ma con 8.000 famiglie qualcosa di più e di meglio si poteva fare. La risposta che spesso arriva è che il patrimonio immobiliare di Pordenone è più meno vetusto. Bene, intanto sono stati bravi, vuol dire, ma se poi analizzi ulteriormente i dati, il riatto, cioè la riassegnazione di alloggi che restano momentaneamente vuoti, per esempio su Gorizia, è di anni. Quindi questo significa che un alloggio rimane chiuso per anni prima di essere riassegnato. Io, che ho fatto il sindaco in uno dei comuni della provincia di Gorizia, Trieste non è che abbia dati particolarmente diversi, leggermente migliori, e ho avuto per 9 anni di mandato da sindaco sostanzialmente i 5-6 alloggi sempre chiusi, nonostante le segnalazioni, eccetera, eccetera. Quindi mancato l'attenzione nell'investimento sulla ristrutturazione e la rimessa a disposizione. Assolutamente, che in termini tecnici si chiamano riatto. E sono state compiute negli anni anche scelte che adesso producono criticità. La principale forse è questa: dentro una stessa palazzina, quindi lo stesso condominio, aver ceduto una parte degli alloggi, una parte no. Questo ha congelato la possibilità di investimenti, ad esempio anche per il 110. Perché anche sul territorio no, d'accordo? Perché non riuscivi perché bastava che un proprietario privato di un alloggio, divenuto privato perché era nata come palazzina pubblica, non compartecipasse anche a un'eventuale piccola spesa, bloccava l'investimento 110 per tutti. La vendita dell'alloggio, secondo lei, è una misura per dire: ho inquilini dentro da tanti anni, ora magari hanno la capacità di farlo, gli assegno una casa, oppure devo far cassa? Beh, può essere, perché questa è una scelta che si è sviluppata in decenni precedenti e può essere motivata da entrambe. Anche, e anche contemporaneamente da entrambe. Chiaro. Il tema però fondamentale è che se decidi di dismettere una palazzina lo devi fare complessivamente, non a pezzi, o tentare di andare in quella direzione in un periodo ragionevole, perché altrimenti se restano 2 alloggi Atter su una palazzina di 10 alloggi complessivi, poi la gestione si complica di parecchio. Secondo me le zone di promiscuità generano spesso problematiche a strutture rigide come la pubblica amministrazione, quindi poi non riesci a ottenere gli obiettivi. Dobbiamo andare ancora in pubblicità, l'ultima, poi torneremo per la parte finale di trasmissione. Tra poco. In diretta ancora 20 minuti abbondanti di trasmissione con Enrico Bullion, consigliere regionale di Patto per l'Autonomia Civica FVG. Abbiamo una telefonata prima di continuare la nostra conversazione. Buongiorno.
Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e Enrico Bullian, Nivea. Buongiorno. Allora, Buongiorno. io esulo dai discorsi che avete fatto fino adesso sui ECP. Intanto sono un grazie a tutti quelli che si presentano in televisione oggi, a lei, al suo ospite, a Medau, alla centralinista, perché è una giornata di ponte e si vede dietro le telefonate che arrivano. Evidentemente sono molti in vacanza, diciamo. Vabbè, ma se possono permetterselo, ben venga, insomma. Allora, volevo dire una cosa, Bullian. Lei è della regione e forse certe cose di Trieste non le conosce, però noi a Trieste abbiamo avuto un'epidemia, diciamo, di processo primario, le ghiandole polmonari in una scuola, e così anche da parecchio tempo ogni tanto viene fuori un caso. Allora io le racconto che cosa succedeva quando ero io bambina. C'erano le colonie estive per poter avere le ferie o qualcosa, perché i genitori non avevano la possibilità di andare in ferie come vanno adesso, giusto parlare di ponti, no? Ecco. C'era la Croce Rossa, c'era la Lega Nazionale e le colonie erano in tutto il Friuli e anche extra Friuli Venezia Giulia, a Villa Santina, a Comelians, e c'era anche una qui a Banne, più vicino a Trieste. Adesso ormai c'erano i controlli nelle scuole, c'erano i centri antitubercolari in via Paduina, poi sono stati trasferiti in via San Marco. C'era una schermografia e controlli nelle scuole periodica, e anche i medici e le assistenti sociali e sanitarie andavano a fare i controlli nelle scuole. Adesso tutto questo non c'è più, però ci sono tantissime persone che ritornano al sanatorio, non c'è più la Sissa, perché hanno fatto la Sissa lì. Certo. C'erano anche dei padiglioni nella vecchia Maddalena su, lei purtroppo lo so, è giovane, e anche Gulotta, ma Gulotta vive a Trieste, forse conosci di più, dove c'era la Maddalena, una volta c'erano dei padiglioni proprio per i cronici di TBC. E invece adesso tutto questo viene sottovalutato. Un telespettatore prima ha parlato di Ebola, io non parlo di Ebola, io parlo proprio di prevenzione qui a Trieste e anche nel Friuli Venezia Giulia. Tanti sputano in strada. Una volta c'erano quelle famose tabelle, no? Vietato lo sputo e il gioco della mora, che adesso sono dagli antiquariati, però bisognerebbe proprio rimetterle queste tabelle e bisognerebbe fare dei controlli nelle scuole sui bambini per, come si dice, prevenire è meglio che curare. Ci sono certe famiglie anche disagiate che i ragazzini sono esposti proprio a queste cose, e penso che fra tutte le spese che fa la regione per la natalità, per le mamme, per i ragazzi, ci dovrebbe essere anche questo. Chissà se a lei viene in mente di fare un emendamento, perché veramente stiamo andando a catafascio, ecco, sulla salute. Si pensa allo smartphone, si pensa tantissime cose, ma su queste cose primarie ormai non si pensa più. Grazie mille. Grazie signora. In pratica, anche per dare un po' di contesto a Bullian, a una scuola di Trieste ci sono stati 30 casi TBC non sintomatici, posto il primo che ha, diciamo, scatenato un po' tutta il controllo che poi a cui sono stati sottoposti gli studenti, ed è tornato un po' in auge il tema dei controlli sanitari all'interno delle scuole, del fatto che in città rispetto al passato, a Trieste, manchino oggigiorno tutta quella serie di presidi, padiglioni, come diceva la signora, in diversi rioni, che potevano fungere anche da centro dove potersi rivolgere. Oggi ci sono ovviamente i servizi della sanità pubblica, che però sono meno capillari, da quanto diciamo traduco dalla telefonata, rispetto al passato. Oggi che l'Ebola a Cagliari, che poi forse non è Ebola, meglio così, i vari altri forme di epidemia che si possono sviluppare all'interno delle scuole o all'interno di grandi comunità,
secondo la signora Nivea che ha telefonato, sarebbe da ripristinare un servizio di monitoraggio più attento. Visto che la sanità è competenza regionale, credo che la richiesta sua di un suo interessamento con un emendamento o qualche proposta consigliare vada in questo senso. Sì, intanto ringrazio per la telefonata, perché ovviamente è un ponte anche per i telespettatori e quindi comunque denota un impegno e un modo di essere proattivi. Ecco. Assolutamente. E credo che bisogna anche dire che sicuramente questo è un settore dove si può sempre far meglio ed è perfettibile e migliorabile la gestione della sanità. Dopo bisogna stare attenti a non dire, a esasperare al contrario, dove è tutto un disastro, perché oggettivamente non siamo in queste condizioni e sappiamo che il mondo, ma anche l'Italia, il Friuli Venezia Giulia, sono usciti da una delle pandemie che a livello mondiale poteva creare disastri ben superiori a quelli che tutto sommato sono stati gestiti nelle loro tragicità, ma insomma siamo sopravvissuti in molti grazie anche a una gestione pandemica difficile, ma che è stata messa in campo anche a tempi di record per alcuni aspetti. Si pensa anche alla creazione in tempi brevi di un vaccino, e parlo ovviamente dell'emergenza Covid in questo caso. Sì. Però per fare un esempio di contesto, quello sul quale possiamo intervenire eventualmente anche con degli atti di indirizzo di cui possiamo essere promotori è un miglioramento della medicina territoriale. Al di là dei casi, di un caso specifico che può nascere in una scuola, non ho gli elementi per entrare nel merito, però il fatto che via via si sia ridotto il numero di medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, medici di base per intenderci, il fatto che le case di comunità, che dovevano essere dei luoghi, che dovranno essere auspicabilmente, perché per ora sono dei contenitori, delle scatole che sono state costruite, ma che vanno riempite di contenuti e devono essere il filtro prima di arrivare all'ospedale, quindi andare a intercettare quello che non è il problema acuto già conclamato, ma quello che possono essere i micro o insomma non tanto micro disagi che esistono anche a livello sociale, che poi si trasformano in sanitario. Quindi quel contenitore lì, che deve essere riempito di professionisti, di competenze, può diventare la leva per andare a intercettare tutte le criticità che si possono sviluppare dal problema dei minori, dei bambini, fino alla tematica, che ne so, del contrasto alla solitudine, che è un tema fondamentale nelle fasce anziane che, come abbiamo detto all'inizio, per l'invecchiamento generale della popolazione sono sempre più diffuse, sono sempre più diffusi gli anziani single che vivono da soli e che quindi necessitano di un accompagnamento. Insomma, ai due estremi che abbiamo detto, poi ci sono anche tutte le altre casistiche possibili intermedie. Io credo che una medicina che stia sul territorio, che non sia solo nei grandi hub come Catinara, possa fungere da filtro rispetto a tutte le dinamiche anche imprevedibili che possono svilupparsi e agire in ottica, se vogliamo, anche in parte preventiva, in modo da evitare i casi acuti. Certo. Che poi ha citato la signora, e ce ne possono essere chiaramente tanti altri. Ancora una telefonata, buongiorno. Un buongiorno a voi. Ecco, volevo domandare una cosa. Prego. Io mi ricordo che nella curva dell'università sotto nel 1990 hanno cominciato a lavorare a 3 case che erano logicamente vuote dell'Ater. Quella volta non so se si chiamava Ater, indifferente. Dopo 30 anni, 2 anni fa, dal 92 hanno smesso di fare i lavori e li hanno ripresi dopo 30 anni, ma 3 case, non 3 appartamenti, 3 case.
Ma dico, è mai possibile che dopo 30 anni abbiano ripreso e adesso sono 2 anni che stanno lavorando e ancora non sono fatte? È una vergogna proprio da chi viene messo come direttore, come presidente, e nessuno vede queste cose. È mai possibile? Dico, domando a lei. Grazie, buongiorno. Grazie, penso di aver capito, di aver identificato visivamente di quali casi si riferisce il telespettatore. Io onestamente non so le dinamiche che abbiano portato all'interruzione e alla ripresa dopo tanti anni e al perché ce ne vogliono così tanti per proseguire e concludere. Possono essere legati a scelte dell'Ater, questo non lo giudico, possono essere anche legati a insolvenza di una ditta. Questo può essere una casistica, poi ovviamente Buglia non credo che sappia il caso specifico, diciamo è un tassello all'interno dell'Ater che aggiungiamo nel discorso che abbiamo fatto in precedenza, possiamo dire così. Non conosco il caso specifico, però purtroppo so, magari 30 anni sono un caso completamente anomalo, però cantieri che si prolungano per anni e anni, questi purtroppo sono la norma, perché il dato statistico, per esempio su Ater Gorizia e poco via Ater Trieste, è che i riatti legati ai lavori di manutenzione straordinaria durano anni, e quindi questa è la norma, che durino 3-4 anni, no? E a mio avviso sono tempi eccessivamente lunghi, perché per ristrutturare un appartamento, un'azienda pubblica che è deputata a quello, perché non è il piccolo comune di 300 abitanti che deve una volta ogni 50 anni ristrutturare un suo alloggio, è un'azienda pubblica che ha quella missione. Non può stare 4 anni per ristrutturare un alloggio, io la vedo così, e molto dipende dalla scelta dei consiglieri di amministrazione, del presidente della società, perché a mio avviso cambia molto, le persone fanno la differenza in ruoli, in particolare nei ruoli apicali e dirigenziali, e quindi se le nomine vengono fatte più su spinta politica che legata alle competenze, poi i risultati di medio e lungo periodo sono quelli che abbiamo. Quindi lei dice che c'è una grande influenza su nomine politiche più che sugli uffici tecnici che rimangono bene o male quelli. Se su Pordenone si sono ottenuti dei risultati e su Gorizia e Trieste degli altri, evidentemente una parte è stata anche le diverse capacità che avevano gli amministratori, i dirigenti da una parte rispetto all'altra. Poi ovviamente si può inglobare nel ragionamento anche tutto il personale, ma il personale risponde, difficilmente funziona un ente dove la testa, i vertici dell'ente non sono molto operativi. Io credo che questo abbia un'influenza nel periodo. È chiaro che si creano queste dinamiche in una storia che non è di 6 mesi, no? No, ovvio. E per risolverla non basta neanche una nomina contraria di una persona di valore, bisogna accompagnare un processo, però non ho visto l'inversione di tendenza, ecco, in questi 8 anni dal punto di vista gestionale. Monfalcone, per ora. Volevo parlare di Monfalcone perché mi raccontava anche in pubblicità come la sua proposta di una legge su Monfalcone, che va a toccare logicamente in particolare le problematiche principali della città, che hanno a che fare, sono connesse col lavoro, con la conformazione sociale, è stata subito osteggiata senza neanche poterla presentare, giusto? Ma dipende da chi. Dipende da chi. Sì. Lì la proposta parte da un presupposto, che Monfalcone è amministrata da 10 anni da giunte a trazione leghista, prima da Cisinte e ora da Fasan. In questi 10 anni gli stranieri sono ulteriormente aumentati di oltre 4.000 unità, cioè passiamo dal 20 al 30%, superato il 30% della popolazione è di origine straniera, quindi fondamentalmente un cittadino su 3 ha un background migratorio, probabilmente anche qualcosina di più adesso, perché quelli che via via acquisiscono la cittadinanza poi diventano cittadini italiani, ma comunque avrebbero un background migratorio, se vogliamo metterlo in questi termini, quindi probabilmente siamo più vicini al 40, no? Ok.
E se andiamo a vedere cosa succede nel punto nascita dell'ospedale cittadino, un nato su 2 ha background migratorio. Poi possiamo aggiungere che Fincantieri ha, io dico fortunatamente, commesse fino al 2039 e è piuttosto improbabile che ci siano stravolgimenti del modello produttivo, al di là delle chiacchiere. La realtà è questa, perché è 20 anni che io sento di ridurre l'appalto e poi insomma la realtà è quella che vediamo. E in questo contesto il Ministero dell'Interno nostro, cioè Piantedosi, nel 2025 firma con un suo corrispettivo della Repubblica Popolare del Bangladesh, che è la principale etnia presente, cioè principale nazionalità presente fra i migranti che vivono a Monfalcone, firma un protocollo d'intesa per l'immigrazione regolare. Perché l'altro elemento che dobbiamo sottolineare è che la quasi totalità dell'immigrazione a Monfalcone è regolare, legata al lavoro in cantiere, non solo, ma insomma in cantiere navale a Monfalcone è il motore principale, perché di fatto rappresenta una città nella città. In questo contesto, al di là della contrapposizione che i leghisti di Monfalcone, che secondo me non sono i leghisti regionali e non rappresentano tutto il centrodestra, ma c'è questo tacito accordo che a Monfalcone possono imperversare indisturbati, quindi hanno generato questa contrapposizione esasperata, in particolare con le nazionalità bangladesi e forse in parte quelle balcaniche di religione musulmana, e si è creata questa crociata dei tempi contemporanei, che però non ci ha portato da nessuna parte. Cioè la società nel suo insieme non è che conviva meglio, non è che ci siano servizi migliorati, io abito a Monfalcone, per i cittadini, chiamiamoli autoctoni, e abbiamo alcuni dati di fatto che sono incontrovertibili. Ad esempio, il mandamento monfalconese è quello che ha la minor copertura di posti di asilo nido sulla fascia d'età 0-2 anni. Questo è un dato incontrovertibile che dà la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi noi lì abbiamo il 28% su 100 bambini, appena 28 possono avere il posto in asilo nido, sapendo che altre aree della regione come il San Vitese, il San Vito e il Tagliamento, per intenderci, lì ci sono 62. Quindi la media regionale fa 45, peraltro in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea. Sappiamo anche, se volessimo proprio aggiungerlo, che i paesi nordici europei fanno il 70-80%. Sì, esatto. Però quello che dico, allora perché non si può pensare a un progetto di legge che ho depositato in cui ci siano anche degli investimenti? Uno è sugli asili nido e sulle scuole dell'infanzia, i vecchi asili, quindi fascia d'età 3-6 anni, quella immediatamente successiva. Ci siamo assuefatti, abituati all'idea che a Monfalcone 100 bambini stiano in lista d'attesa alla scuola dell'infanzia, che pur non essendo obbligatoria, tuttavia, specie per persone che hanno un'origine straniera, che a mio avviso devono imparare l'italiano prima possibile per poi insomma, procedere con l'iter scolastico obbligatorio in linea con gli altri, no? E invece no all'asilo nido o pochissimi posti, posti insufficienti sulla scuola dell'infanzia e nessuno interviene. Io credo che un piano di edilizia, chiamiamola scolastica, ma legata agli asili nido e ai nidi dell'infanzia in termini tecnici e alla scuola dell'infanzia, debba essere un fondamento. Seconda questione, che ci sia un'alta tensione abitativa a Monfalcone è sotto gli occhi di tutti, perché il CIPE a livello nazionale lo constatò già in proprie delibere nel 2002-2003, prima dell'avvento sostanzialmente di massa dei bangladesi a Monfalcone. Un piano, visto che abbiamo anche parlato di Atter, un piano straordinario che valga sul mandamento, perché chiaramente è piuttosto congestionata Monfalcone in sé, ma insomma che valga per il territorio mandamentale monfalconese, lo possiamo mettere in campo o no, viste le straordinarie condizioni che lì esistono? Un'impiantistica sportiva che sia in qualche maniera anche adeguata
alle richieste, ai bisogni di una parte della popolazione, è da considerare tabù all'infinito, tradotto in altre parole. Se una fascia della popolazione non irrilevante di migliaia di persone, perché complessivamente sono 10.000 su 30.000, no? Abbiamo detto in Monfalcone città, avrebbe il piacere di giocare a cricket solo perché è uno sport che noi consideriamo esotico, è un motivo sufficiente per ostacolare all'infinito la possibilità di giocare, di praticare questo sport, che peraltro diventerà olimpico nel 2028, è il secondo sport più seguito e praticato al mondo, no? E in Inghilterra è assolutamente comune e diffuso. Io credo che fare i dispetti non sia un buon modo di amministrare la cosa pubblica, dal momento che le amministrazioni comunali e le amministrazioni regionali sono in carica per gli interessi di tutta la popolazione, e se ci sono 10.000 stranieri in qualche maniera si deve anche andare incontro alle esigenze, ma nell'interesse degli stessi cittadini autoctoni, perché se io elevo il livello e quindi in qualche maniera accolgo dei bambini già dall'asilo nido per arrivare fino alla scuola dell'infanzia, quelli che condivideranno le classi in prima elementare, per dirla alla vecchia, e ci sono anche i figli degli autoctoni, saranno tutti su un livello di conoscenza dell'italiano più uniformato, e quindi si potrebbe andare incontro. Poi ci sono anche proposte più mirate, perché una di queste è ovvio che insegnare in scuole di ogni ordine e grado, dove la presenza di famiglie con background migratorio è molto alta e magari non sono neanche italofone, credo che una proposta che avrebbe già dovuto trovare attuazione sia quella di diminuire il rapporto educante fra l'insegnante e gli alunni, gli studenti, in modo da abbassarlo per poter seguire meglio quella popolazione scolastica lì. Allora ci sono proposte che io considero ragionevoli, poi non mi nascondo dietro un dito, io su questo lo dico molto esplicitamente: se ci sono 6-7 mila persone di religione musulmana, io credo che debbano avere anche dei luoghi di culto. Qui si aprirebbe un altro discorso lungo, ma noi possiamo più affrontarlo perché sono arrivate le 10, poi ovviamente lì anche le recenti situazioni dei campi da calcio, delle moschee, dell'ex sindaco Cisint, che ha fatto una battaglia sua politica su queste strutture, avrebbero necessità di almeno mezz'ora per poterle discutere. Intanto ringrazio Enrico Bullian, consigliere regionale Patto per l'autonomia civica Friuli Venezia Giulia, è stato con noi questa mattina. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi telespettatori. Grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci, ci vediamo mercoledì, domani, che è giorno di festa. Questa trasmissione non sarà in onda. A mercoledì.